Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Trieste in diretta, con Sveglia Trieste, che come sempre si concluderà alle ore 10. Gli ospiti che saranno accanto a me: Danilo Slocar dalle 8 alle 9, esponente della Lega, e Arturo Governa dalle 9 alle 10, esponente di Azione. Come sempre leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera, rivedremo alcuni dei servizi che abbiamo trasmesso nell'edizione di ieri del telegiornale e aspettiamo le vostre telefonate e le vostre mail. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui potete chiamare, svegliatrieste@tele4.it e invece l'indirizzo di posta elettronica. Come sempre potete chiamare, potete inviare le vostre mail quando lo desiderate. Partiamo come sempre dal meteo e vediamo quella che è la situazione generale. Sul nord Italia e sull'area alpina oggi e domani prevarrà un anticiclone con aria piuttosto secca ad alta quota. Nei bassi strati invece oggi affluiranno deboli correnti da sud-ovest, miti e umide, domani venti da nord-est. Vediamo dunque quella che è la previsione per oggi. Su pianura, costa e prealpi, cielo da nuvoloso a coperto, con possibili pioviggini sulla fascia orientale del Friuli Venezia Giulia e possibili locali nebbie notturne. Sulle Alpi e zone più occidentali variabile, con maggiori schiariti ad alta quota, specie verso il Cadore, più nubi sulle Giulie. Per domani su pianura e costa cielo poco nuvoloso con bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa, specialmente a Trieste. Sui monti cielo variabile con maggiore nuvolosità sulle Alpi Giulie, dove vi potranno essere anche nubi basse, specie dalla sera. Per domenica l'evoluzione parla di cielo in genere variabile, con più sole verso Trieste, dove soffierà bora sostenuta e maggiore nuvolosità sui monti, bora moderata in pianura. Nel Tarvisiano probabile anche cielo coperto per nubi basse e foschie dense, con formazione di galaverna e temperature sempre sotto zero. Chissà cos'è galaverna, magari se qualcuno ce lo scrive. Allora, questo per quanto riguarda il meteo. Andiamo alla prima pagina del Piccolo. Allora, sotto il titolo Panetta Banca Italia, servono più laureati e stipendi europei, ok? Porta container MSC, Trieste riapre le rotte transatlantiche. La risoluzione per quanto riguarda l'Ucraina in Parlamento, Lega divisa, lo strappo di 2 Vannacciani. Titolo centrale: mai così tanta cocaina, preoccupano i dati dell'azienda sanitaria triestina sull'assunzione di sostanze stupefacenti, concentrazioni record nelle acque reflue, primi in Italia con Milano e Bologna, oltre 1300 in cura nel 2025, ma in tanti non chiedono aiuto. Capino via, la Regione valuta la strada del ricorso dopo la mossa del Comune. Violenze pro PAL, in stazione scattano 9 perquisizioni. Trieste finisce in vetrina a 9 milioni di volte in 48 ore, inseguimento in via Rossini, un frame della sequenza del film con John Cena girato in città 3 anni fa. Medici di base, Fratelli d'Italia sgambetta l'emendamento di Forza Italia, sotto inchiesta i vertici del garante della privacy, questo però a Roma, laddove invece per i medici di base si tratta di politica regionale. Andiamo a vedere invece la prima pagina del Corriere della Sera. Corriere in festa per i 150 anni, concerti, teatro, libri speciali e la voce dei lettori. Crescita, Panetta indica la strada, più laureati pagati meglio. L'accusa di Trump a Zelensky, il leader statunitense, è lui che ostacola la pace. Per quanto riguarda invece l'altro fronte, Mattarella, l'Iran occulta lo sterminio, Putin con i paesi europei rapporti ai minimi, il ministro della difesa Crosetto noi con Kiev, sì agli aiuti militari, Lega divisa. La Russia si fermerà solo se messa all'angolo, dice
il politologo Podolyak, Machado alla Casa Bianca, il mio Nobel a Trump. Spese, rimborsi e multe, il garante della privacy indagato per corruzione, poi qui abbiamo delle notizie di cronaca, c'è un'intervista con Leo Dell'Orco, che è il compagno di Giorgio Armani, una bella intervista per dire la verità, e poi bombardare Platone, che è l'argomento del caffè di Massimo Gramellini. Leggiamolo assieme. La notizia che il rettore della più grande università pubblica del Texas ha censurato il simposio di Platone, scrive Gramellini, mi addolora, ma non mi stupisce. Intanto perché l'asticella dello stupore si è alzata moltissimo. Se ancora un paio di anni fa ci avessero detto che un presidente degli Stati Uniti si sarebbe munito di un corpo di polizia privata, le famose Trump-Truppen, o che avrebbe minacciato di invadere la Groenlandia, ci saremmo sganasciati dal ridere. Inoltre era scontato che prima o poi quel mondo reazionario e bigotto che ha preso il comando in America arrivasse a colpire il libro e il filosofo che stanno alle origini della civiltà occidentale da loro tanto detestata. Il simposio, scrive ancora Gramellini, è un inno alla libertà sessuale e alla forza rivoluzionaria dell'amore, temutissima dai potenti di ogni epoca. Già 25 secoli fa osò mettere sullo stesso piano gay ed eterosessuali, era così avanti che Bannacci non lo ha ancora raggiunto. Senza contare che in quest'epoca consacrata all'odio, un testo dove si sostiene che solo l'amore è in grado di creare qualcosa di durevole rappresenta un'anomalia da espellere o quantomeno da spurgare. Resisterei però alla tentazione di considerare Trump il diretto responsabile. Probabile che non sappia chi fosse Platone e forse neanche Giulio Cesare e Alessandro Magno. A questo punto speriamo che nessuno glielo dica se scopre che erano tutti bisex e capacissimo di far bombardare l'Acropoli e i fori imperiali. Questo scrive Gramellini. Vediamo, chiedo scusa solo un attimo, forse mi spiegano che cos'è. No, pensavo che mi avessero scritto che cos'è la gara vera. Allora, cominciamo. Pagine interne del Piccolo. Medici, risale l'attenzione nel centro. La seconda e la terza pagina del Piccolo sono dedicate alla politica regionale che ieri si è concretizzata in aula proprio, no? In aula del Consiglio su due fronti, quello dei medici, perché Fratelli d'Italia ha fatto saltare l'emendamento di Riccardi, la Giunta approverà un DDL che sarà discusso in aula, e poi c'è la questione del regime della benzina agevolata, QR code e sanzioni più alte, passa la nuova legge sui carburanti, a fine anno si chiuderà l'epoca delle tessere fisiche, Scocimarro, scelta tecnologica obbligata, i dipendenti camerali manterranno il posto. Allora, facciamo un po' di ordine e partiamo dalla questione dei medici, perché la seduta del Consiglio regionale, che si annunciava tranquilla e dedicata principalmente al DDL sui carburanti, si è andata, come dire, incandescendo quando è scoppiato il caso dei medici di base in pensione. Vediamo allora il servizio di Laura Buccarella. È caos in Consiglio regionale sui medici di base in pensione, con le opposizioni che gridano all'ennesimo scontro politico all'interno della maggioranza. Il milleproroghe del governo non contiene la norma per consentire ai professionisti che lo desiderano di restare in servizio oltre i 70 anni. Considerata l'emergenza vissuta da tanti cittadini, l'assessore alla salute Riccardi annuncia un emendamento da inserire nel DDL 65 sui carburanti in discussione oggi, ma per farlo è necessario il sì di tutto il Consiglio, opposizioni comprese. Uno spettacolo francamente imbarazzante. L'assessore che ci chiede la disponibilità ad approvare su una legge non legata alla sanità una norma che in qualche maniera veniva incontro all'emergenza che abbiamo di medici in medicina generale. Noi diamo questa disponibilità,
Dopo qualche ora ci viene detto che si ritorna indietro, che questo emendamento non sarà ripresentato, un emendamento che avevamo chiesto fosse presentato da tutte le forze consigliari. Nel giro di poche ore la maggioranza ha cambiato 3 volte idea. Di qui la decisione dei gruppi di minoranza di presentare a loro volta un emendamento dagli stessi contenuti per sbloccare le assunzioni dei medici in pensione, e nel farlo accusano la maggioranza regionale di forti divisioni interne. È chiaro che c'è un problema all'interno della maggioranza, è chiaro che su questo l'assessore alla salute si è mosso individualmente, si è mosso autonomamente. È chiaro che la maggioranza da questo punto di vista evidentemente l'ha bloccato. Questa invece è la replica del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Antonio Calligaris. Il problema, quello della mancanza di medici, penso sia forse un nostro dovere cercare tutte le vie possibili e se era possibile farlo anche oggi. Poi da ulteriori approfondimenti fatti dal Presidente del Consiglio Bordin si è visto che non era possibile e non era il caso, perché sarebbe stato un precedente, cioè attaccare una norma della sanità su quello dei carburanti, per cui la maggioranza, in accordo con tutti, ha deciso di usare il procedimento ordinario con il Consiglio del 2 febbraio. Allora, mi hanno informato sulla Galaverna. La Galaverna è un tipo di brina, un deposito di ghiaccio bianco e opaco che si forma quando c'è nebbia con goccioline d'acqua sopraffuse, aspetto piumoso o a spine di ghiaccio, spesso orientato contro vento, è friabile, si sbriciola facilmente, a differenza del ghiaccio liscio. Laddove la brina nasce dal vapore che deposita cristalli direttamente, senza nebbia, la Galaverna nasce dalla nebbia che ghiacciano sulle superfici. Va bene, allora aspettiamocela questo quando? Domenica mattina probabilmente. Grazie a chi mi ha aiutato in questo modo. Allora andiamo alla pagina, rimaniamo, chiedo scusa, in terza pagina del Piccolo, perché c'è la questione effettivamente della benzina. È arrivata in Consiglio regionale la norma sui carburanti, però fa discutere la proposta dei distributori targati Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sentito alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione. Nel giorno dell'approdo in aula della norma sui carburanti agevolati, mirata a facilitare soprattutto la transizione digitale, tiene ancora banco il dibattito sull'idea lanciata dall'assessore Scoccimarro dei distributori di benzina marchio FVG. Agli attacchi dell'opposizione si aggiungono i chiarimenti e i distinguo da parte della stessa maggioranza. La Regione non può introdursi nel libero mercato se ci possono essere dei distributori di questo tipo, possono riguardare solamente nuove energie come l'idrogeno, quindi cose diciamo particolari, come poi del resto ha chiarito anche il Presidente Fedriga, e quindi ecco, noi riteniamo che non sia compito della Regione quello di agire direttamente nel mercato attraverso la gestione di pompe di benzina. L'idea che la Regione gestisca direttamente anche con la sua società FVG Energia delle pompe di benzina mi sembra veramente fuori luogo. Prima hanno detto che si trattava appunto di pompe che avrebbero distribuito gasolio e benzina per abbattere i costi lievitati con le distorsioni del mercato, poi invece ha detto solo sulle rinnovabili. Insomma, mi sembra ci sia grande confusione, ma sicuramente non è di questo che abbiamo bisogno. Oggi partiamo con una proposta di legge che non ha niente a che fare con quanto insomma è emerso nelle ultime giornate. Ecco, secondo me ancora è molto prematuro affrontare questo tema, anche perché si innescherebbero veramente delle situazioni di conflittualità con i gestori e quindi credo che una volta approvata questo disegno di legge che va invece a migliorare sull'aspetto tecnologico, poi si possono fare altri tipi di ragionamenti. Assolutamente fuori dal mondo, qui noi dovremmo far partire, che da tempo che chiediamo, perlomeno una società che gestisca l'idroelettrico, no? Una società regionale per gestire le grandi concessioni idroelettriche ormai da anni, ed è tutto fermo.
e adesso si pone il problema di mettersi sul mercato dei combustibili, ma si rende conto chi l'ha fatta, che bisognerebbe acquistare dei quantitativi enormi su un mercato, diciamo, veramente competitivo per poterli poi rivendere a prezzi ragionevoli. Allora, Corriere della Sera, Trump è la via della pace, Putin è pronto, Kiev meno, lo zar contro Italia e paesi europei, rapporti ai minimi, Tajani, invasione illegittima, quindi sembra essere tornati a 4 anni fa. Crosetto, orgoglioso per gli aiuti all'Ucraina, c'è chi si vergogna, 2 leghisti votano no, passa la risoluzione, i vannacciani contrari. Su Gaza, Trump, ho già firmato il Consiglio per la ricostruzione. Qui invece c'è l'intervista, non è un politologo, chiedo scusa, ma qua ogni tanto salta su gente che... questo è il consigliere di Zelensky. Mosca si fermerà se spinta nell'angolo, operiamo insieme, Europa e America resteranno alleate. Sulla questione del voto in aula per gli aiuti all'Ucraina c'è anche il piccolo, no? La Lega si spacca in aula sugli aiuti all'Ucraina, no di 2 Bannacciani, Salvini sprezzante con i suoi parlamentari, possibili fuoriusciti, ce ne freghiamo, alla Camera lo strappo dei deputati Ziello e Sasso, il generale prepara la scissione. Mattarella, l'Iran censura per sterminare i manifestanti. Salvini, rilancia su militari, tutto su strade sicure. Vertici del garante per la privacy indagati per corruzione e peculato. Il presidente dell'autorità minimizza, sono tranquillo, nel mirino l'intero collegio. Andiamo avanti ancora con il Corriere della Sera, astensioni, contrordini e flash mob, Lega, Movimento 5 Stelle, la strategia dei distinguo, dalle spinte bannacciane, mamma mia che brutto aggettivo, agli stop 5 Stelle, le diverse sensibilità nei 2 campi sulla politica estera. Il deputato Rossano Sasso trasforma il no in atto patriottico e dice di non temere l'espulsione. Secondo il senatore Patuanelli, Schlein la pensa come noi ma nel PD non può dirlo, i salviniani, le contraddizioni nel partito riemergeranno quando il decreto Ucraina andrà in aula. Qui a Roma c'è appunto una foto di questa iniziativa contro il finanziamento a Kiev per le armi, Iran e rapporti con gli Stati Uniti, le scelte da capo partito che Conte non farebbe se fosse ancora premier, ed è la nota di Ferruccio De Bortoli. Ancora avanti. Per quanto riguarda la politica estera, che la fa da padrona in questi giorni, Iran, Trump prende tempo e approva nuove sanzioni. Hanno annullato 800 esecuzioni, ma gli Stati Uniti mandano una portaerei. Mattarella, uno sterminio efferato. Andiamo ancora avanti, poi dopo andremo al piccolo. Il massacro dei ragazzi, 12.000, 3.000, 2.000, 20.000, ognuno grida la sua cifra che è alta o altissima nell'ordine delle migliaia. E bisogna dire la verità che anche se fosse uno solo sarebbe già drammatico. Qui ci sono alcune foto, ma vedo che è pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno Ispettore Martini. Buongiorno a tutti. Intanto com'è andata la notte? Allora, la notte è andata bene da parte nostra, non abbiamo avuto grandi interventi, solo piccole cose di routine, nulla di particolare. Per quanto riguarda le manifestazioni della mattinata, questa mattina è prevista la cerimonia di giuramento degli allievi della Scuola di Polizia di Stato presso la caserma di via Damiano Chiesa. A tal proposito ricordo che la via Damiano Chiesa è
molto stretta, quindi fare attenzione, diciamo così, anche ai parenti o agli amici, chi presenzierà a questa cerimonia, di non lasciare la macchina direttamente nei pressi della caserma, perché abbiamo già dovuto fare un intervento nella serata di ieri, insomma poi diventa una cosa un po' così non simpatica da fare durante una cerimonia. Infatti saremo presenti con il nostro personale sia per la viabilità che poi per la cerimonia stessa all'interno della caserma. Volevo ricordare semplicemente che c'è la viabilità modificata di San Giusto. Anche lì fare attenzione sia ai divieti di sosta che ai cambi di viabilità segnalati sul posto dalla segnaletica. Altre cose per la giornata odierna non abbiamo in calendario, non sono previste. Attenzione che l'asfalto è bagnato, chiaramente sì. Questa piccola pioggia sottile può creare sicuramente difficoltà e una scivolosità sull'asfalto. Altre cose io non avrei da dirvi. Ispettore, grazie, buona giornata e buon lavoro. Logicamente noi ci risentiamo alle 13:20. Ove dovesse essere necessario comunicare qualche cosa, noi siamo a disposizione, ma speriamo di no, e che vada tutto quanto bene, insomma. Grazie, buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, continuiamo con il Corriere della Sera. L'Europa con Copenaghen per tutelare la Groenlandia, poi von der Leyen spinge la strategia di sicurezza. La Presidente prova a non rompere con gli Stati Uniti, soldati sull'isola da 7 paesi. Serve unire, non spaccare, lo stop italiano alle truppe e la linea per difendere l'Artico. Crosetto, abbiamo chiesto che fosse la NATO a coordinare. E ancora sullo strappo leghista, diciamo, uno strappo che è figlio delle ambiguità sull'Ucraina. Lo strappo leghista, scrive appunto Massimo Franco, è piccolo, poco più di una smagliatura, 2 deputati e un senatore che si è assentato, ma è la prima dissociazione sull'Ucraina nella maggioranza di Giorgia Meloni e questo rappresenta una novità. Può essere, scrive ancora Franco, un cascame dell'effetto Vannacci, il vice segretario filorusso del Carroccio, oppure un modo per manifestare il dissenso nei confronti del leader Matteo Salvini. Avanti con il Piccolo. Donne e violenza, la legge non basta, sfida culturale anche per la giustizia e poi l'intervento del governatore di Banca Italia per far crescere l'Italia, più laureati e stipendi europei, investire in istruzione e ricerca per superare i nodi strutturali. Nel settore privato le retribuzioni sono cresciute soltanto del 14,7% in 10 anni. Ancora il Piccolo, torniamo alla politica estera. Putin striglia gli europei a Roma, i nostri rapporti sono ai minimi. Poi i primi soldati francesi sono sbarcati a Nuuk per quanto riguarda la Groenlandia, desumo. Trump irremovibile. Trump ha ricevuto dal premio Nobel Machado la medaglia del premio Nobel per la pace. Teheran blocca 800 esecuzioni e gli Stati Uniti per il momento non intervengono. È stato liberato in Venezuela un altro italiano, un imprenditore 77enne che non rientra in Italia perché vuole rimanere vicino ai suoi dipendenti. È un imprenditore, Luigi Gasperin, di 77 anni ed è un imprenditore che lavora nei pozzi petroliferi. Ancora avanti con il Piccolo,
siamo alla pagina Istria, Quarnero, Dalmazia, Pola, guerra alla cocciniglia per salvaguardare gli alberi, Slovenia, Janša attacca, con me al governo basta fondi alle ONG. E qui siamo alle pagine di cronaca italiana, che magari riprenderemo quando ci arriveremo anche con il Corriere della Sera. Privacy, il garante, i membri sotto indagine, l'ipotesi corruzione e peculato, perquisita dalla Guardia di Finanza la sede dell'Authority. Ranucci sostiene sia per i servizi della trasmissione Report. Il presidente Stanzione, sono tranquillissimo, il ruolo da accusatore dell'ex segretario che si dimise e ora è il motore dell'inchiesta. Questo invece è un servizio che, come dire, che racconta quelli che sono poi i punti dell'inchiesta. Voli e alloggi fino al macellaio, contestati spese e conflitti di interesse. Tra i rilievi anche l'uso della carta di credito istituzionale per un centro benessere. E qui c'è la questione che riguarda la giunta regionale della Puglia. L'ex presidente della regione Michele Emiliano sarebbe fuori e il nuovo presidente De Caro gli offre solo una consulenza. Adesso bisogna vedere quello che Emiliano deciderà. Striano come sotto copertura, caso dossieraggi e scontro sulla relazione dell'antimafia, il Movimento 5 Stelle alzano cortine di fumo, Forza Italia non fermeranno la verità. Poi c'è anche la presentazione domani di un documentario che ricorda Bettino Craxi, credo ci sia, sì, è un anniversario della scomparsa appunto di Craxi, 26esimo anniversario. Ancora avanti con il Corriere della Sera, superata quota 500.000 firme, referendum, il duello fra i comitati, l'ipotesi del nuovo quesito e l'incognita ricorso, nuove tensioni fra i due fronti sullo stop della NM. La battaglia di Minneapolis, adesso torniamo negli Stati Uniti. Dopo la donna uccisa, l'ICE ferisce un immigrato venezuelano. Trump si dice pronto a invocare l'Insurrection Act, scontro aperto tra Casa Bianca, sindaco e governatore. Tutto nasce con l'assassinio, uccisione, di Renee Good, madre di 3 figli, 37 anni, osservatrice delle azioni dell'ICE in un'associazione per i diritti civili. È stata uccisa lo scorso 7 gennaio mentre era al volante della propria auto. Almeno 6 procuratori lasciano l'incarico, pressioni per indagare sulla vedova di Good. C'è anche, per quanto riguarda gli Stati Uniti, questo dato che è abbastanza, diciamo, preoccupante, perché ci sono meno iscritti stranieri e calo nei ranking. Atenei statunitensi in crisi. La stretta sui visti per gli studenti si è già sentita. Il colpo più duro arriverà dai tagli ai fondi per la ricerca. Il calo in un anno è del 17% per quanto riguarda i nuovi iscritti stranieri nelle università americane. 8.000 sono invece i visti per studio revocati in pochi mesi sempre agli studenti stranieri. Abbiamo visto prima, Machado prova a convincere Trump, gli ho consegnato il mio Nobel, la leader dell'opposizione venezuelana alla Casa Bianca, contiamo su di lui per la libertà. E poi, vedete, anche qui, Caracas scarcera un altro italiano, Gasperini, provato dimagrito, resto qui per i miei dipendenti. Mamma mia, ancora avanti e adesso siamo alle pagine di cronaca italiana del Corriere della Sera, quindi, visto che sono anche
le 7:30, possiamo fermarci per la pubblicità, poi ritorniamo. Rientriamo in studio, ci eravamo lasciati con il Corriere della Sera e le pagine di cronaca nazionale. Allora, Annabella trovata impiccata nello zaino, messaggi di addio. La 22enne era scomparsa il 6 gennaio, sarebbe morta la sera stessa. Aveva perso il lavoro per il resto di un caffè preso al distributore automatico, un buon motivo per l'azienda per licenziarlo, ma dopo aver impugnato il provvedimento il Tribunale gli ha dato ragione, sarà risarcito con 18 mensilità. Nel giugno del 2024 l'uomo va alla macchinetta del caffè per prenderne uno durante una pausa di lavoro, ma dopo aver ritirato l'espresso non riceve il resto, €1,60. Il giorno dopo arriva il tecnico, lui allora prende ciò che la macchinetta gli deve e se ne va. Un collega che lo vede prendere le monetine lo accusa di averlo fatto senza il consenso del tecnico, cioè un buon collega. Fatto sta che il caso finisce all'attenzione del responsabile del personale, a quel punto il dipendente restituisce le monete. Dopo 2 settimane si vede recapitare una lettera di licenziamento dalla ditta per cui lavorava da oltre 14 anni per essersi approfittato della distrazione dell'operatore dei distributori automatici per appropriarsi di parte del denaro sottraendolo dai relativi incassi. Vabbè. Andiamo al piccolo che mi sembra meglio. Il filosofo Massimo Cacciari si è sposato a Milano un mese fa, e va bene, ce ne faremo una ragione, e poi i folli inseguimenti di Heads of State, il trailer girato a Trieste, fa 9 milioni di click, il sito Every Movie Plug rilancia su X alcune scene del film hollywoodiano realizzate in città nel 2023, vi ricordate anche tutte le polemiche per le chiusure delle strade. Adesso il trailer, parte del trailer viene rimesso in rete. Vabbè. Allora, siamo arrivati alle pagine di cronaca di Trieste, però le affronteremo più avanti perché c'è da parlare, e vi facciamo vedere il servizio che abbiamo messo in onda ieri, delle perquisizioni che sono scattate in seguito ai disordini del 2 ottobre scorso alla stazione centrale. La Polizia di Stato ha eseguito 9 decreti nell'ambito dell'indagine su un corteo non autorizzato e, se non ricordo male, era un corteo Propal. A distanza di mesi dai disordini alla stazione ferroviaria centrale scattano le perquisizioni. Questa mattina a Trieste la Polizia di Stato ha eseguito 9 decreti di perquisizione personale e locale emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nell'ambito dell'indagine sui fatti del 2 ottobre 2025. I provvedimenti hanno interessato soggetti riconducibili agli ambienti dell'antagonismo locale, indagati in concorso per danneggiamento, resistenza pubblico ufficiale, violenza privata, interruzione del pubblico servizio e violazione delle disposizioni in materia di svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico. I fatti contestati si riferiscono all'iniziativa estemporanea avvenuta nel contesto di una mobilitazione Propal. In quella circostanza gli indagati, muovendosi in corteo non autorizzato, hanno raggiunto la stazione ferroviaria con l'intento di occuparla, infrangendo le porte a vetri di uno degli ingressi di Viale Miramare. L'accesso all'interno della struttura è stato impedito dalle forze di polizia schierate a tutela dell'obiettivo. Le attività investigative svolte dalla Digos della Questura di Trieste, in raccordo con la Procura della Repubblica, hanno consentito di rinvenire nella disponibilità degli indagati accessori personali e capi di abbigliamento utilizzati anche per ostacolare il riconoscimento, elementi utili a confermare l'identità degli autori dei reati contestati. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase preliminare. Sull'operazione è intervenuta anche la segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia, che ha espresso apprezzamento per l'attività investigativa della Digos, evidenziando al tempo stesso la necessità di un rafforzamento degli uffici investigativi. Il sindacato ha richiamato l'attenzione
sulla carenza di personale, sottolineando l'importanza di investimenti strutturali per garantire continuità ed efficacia all'azione di prevenzione e contrasto. Devo ringraziare anche il signor Andrea Pieri che su internet, via mail, sulla posta elettronica mi ha scritto il significato di Galaverna. Allora, 040 977 8910 è l'indirizzo di posta elettronica, svegliatrieste@tele4.it. No, ho sbagliato, abbiate pazienza. 040 977 8910 è il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica attraverso i quali potete comunicare con noi. Gli ospiti che saranno accanto a me, Danilo Slocar della Lega dalle 8 alle 9 e Arturo Governa di Azione. Allora, ieri ci siamo occupati dei lavori ai ponti lungo le rive perché c'è stato un sopralluogo del sindaco di Piazza, sopralluogo effettuato assieme alla ditta che si occuperà del cantiere che partirà a febbraio. Sarà strutturato in 3 fasi e per ogni lotto verrà chiusa una corsia. Il tutto durerà un anno, vediamo. Sindaco di Piazza, siamo sulle rive dove ci sono i ponti bianco e verde. Oggi lei ha incontrato la ditta assieme anche agli uffici tecnici comunali. Si procederà a corsie e si procederà rapidamente. L'importante è che ho voluto questa riunione per definire quella ditta che ha vinto finalmente dopo 5 anni. Sapete, abbiamo una burocrazia folle, finalmente abbiamo la ditta che farà il ponte. Allora ci sarà questa prima corsia e naturalmente andremo a rimuovere tutti questi pali eccetera, poi faremo una corsia centrale e porteremo il traffico dall'altra parte e poi l'ultima corsia finalmente in un anno sarà finito e non avremo più questi tir che passano per via Roma, che passano per il centro città, che mi hanno distrutto tutte quelle vie. La riqualificazione dei ponti bianco e verde sulle rive procederà su 3 diversi lotti. Il primo a partire, come ha spiegato questa mattina il sindaco di Piazza durante il sopralluogo con la ditta e i tecnici comunali, sarà quello che si affaccia verso la Capitaneria di Porto, interessata stamane dai futuri interventi, essendo parte chiamata in causa avendo l'accesso proprio sul tratto coinvolto. Poi sarà la volta della corsia centrale, infine quella lato canale. A occuparsi dei lavori la ditta veneta Brussi Costruzioni del gruppo Grigolin, che già molti anni fa aveva lavorato su quell'infrastruttura. L'azienda aveva ipotizzato il cantiere con la totale chiusura del traffico, ma di Piazza non ha considerato questa opzione. È impensabile, no? I lavori comporteranno la rimozione degli arredi stradali come pali e spartitraffico, quindi lo spostamento e messa in sicurezza dei tubi dei sottoservizi, vedi acqua, luce, gas e impiantistica semaforica, oltre a ispezioni della parte sottostante al ponte per poi procedere con la demolizione e la nuova costruzione che andrà a consolidare l'asse viario con dei rinnovati e solidi ponti. Un anno di lavori che caratterizzeranno le rive, partenza del cantiere imminente, secondo il primo cittadino. Ho detto il mio compleanno è il 1° di febbraio, ho detto fatemi il regalo, ho cominciato il 2, speriamo che inizino il 2. Devono fare adesso dei sondaggi per vedere i pali, sai, robe di 100 anni fa. Poi naturalmente ci sono tutti i tubi dell'acqua, dell'energia elettrica, delle fognature che passano sotto, bisogna portarli dall'altra parte. 3 milioni definitivo, una volta per tutte, per i prossimi 100 anni non avremo problemi. Ma sentiamo anche il commento del sindaco di Piazza sul ricorso al Consiglio di Stato sul tema della cabinovia inoltrato dal Comune. Sindaco, ieri la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato per quanto riguarda la cabinovia, quindi si è presa una scelta su come procedere. Ho detto che mi prendo l'onere e l'onore di portare avanti queste cose, abbiamo fatto con gli uffici e naturalmente con la mia giunta. Abbiamo discusso tutto, difatti ieri la giunta è durata pochissimo perché ci eravamo già confrontati per ore. Credo che è una cosa interessante e sto andando avanti e poi vedremo i risultati. Lei ha parlato con il Presidente Fedriga, anche la Regione si muoverà verso quella che è la sua competenza? La Regione farà quello di sua competenza, come il Comune fa quello di sua competenza. Ma hanno già deciso anche loro di fare ricorso o stanno ancora valutando? Ma no, credo che il Presidente Fedriga ha già deciso, però chiedetelo a lui. Questo ricorso durerà parecchio evidentemente, anche perché, come diceva lei, la burocrazia è abbastanza lunga in questi casi. Per spiegarti tutto dovremmo stare un'ora al microfono.
Ci vorrà tanto tempo secondo lei per avere un risultato dal Consiglio di Stato? No, ma quello non è importante, è tutto un iter che ho programmato con i miei uffici che ci porterà, credo, a vincere. E già che ci siamo, allora vediamo, parliamo anche delle critiche che sono piovute da parte dell'opposizione in merito a questa decisione della Giunta di ricorrere al Consiglio di Stato sulla cabinovia. La destra non ce la fa proprio a risvegliarsi da questo incubo che sembra non finire mai. Non si tratta evidentemente di una scelta dovuta, tant'è che ci sono voluti ben 4 mesi per arrivare a questo punto, e si tratta di una scelta dettata evidentemente dall'arroganza e dalla totale mancanza di buonsenso della maggioranza, che continueranno a pagare le triestine e i triestini. Credo sia venuto il momento di dire ai triestini la verità. Dopo lo scaricabarile degli ultimi giorni, l'assessore Bertoli che dice che l'Ovovia non si farà in questo mandato, il sindaco che cerca di dire invece che si farà, chiede aiuto al presidente Fedriga, il quale gli risponde che vuole lavarsene le mani e non se ne occupa la Regione. Il giorno dopo la decisione della Giunta di Piazza di presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le sentenze del TAR sulla cabinovia, le opposizioni attaccano il centrodestra e il Dem Francesco Russo, che siede anche in piazza Oberdan, presenta un'interrogazione chiamando in causa proprio la Regione e il ruolo nella vicenda della Giunta Fedriga. Ecco, io credo che proprio il presidente Fedriga debba finalmente dire le cose come stanno. La Regione non può lavarsene le mani perché il ricorso al TAR riguarda anche la bocciatura di una procedura regionale e noi sappiamo che la responsabilità politica della Giunta Fedriga, insieme ad esempio all'assessore Scocimara, che si è sempre speso a favore dell'Ovovia, è una responsabilità pesantissima. Ci saranno altri soldi persi, altri soldi buttati via, altro tempo buttato via per inseguire un'opera inutile, impattante e insostenibile, e che per questo il TAR ha dichiarato infattibile. Le opposizioni infine si proiettano già alla prossima scadenza elettorale per il Comune di Trieste. Ci mettano la faccia e sapremo così in campagna elettorale chi sono gli esponenti del centrodestra che fino all'ultimo hanno voluto sbeffeggiare i triestini con un'opera inutile e impattante. Se la maggioranza non ce la fa da sola a rendersi conto che tutto ciò è assolutamente inutile oltre che dannoso, saranno evidentemente le triestine e i triestini alle prossime elezioni a suonare la sveglia a una classe politica che è distante anni luce dai veri bisogni e dai veri interessi della città. Allora, il Castello di San Giusto diventa multimediale con 150.000 visitatori. Dopo le app e la guida digitale arrivano le nuove postazioni. Ce ne siamo occupati ieri con un servizio che adesso vi facciamo vedere, un servizio che voglio dire, per l'ennesima volta testimonia l'importanza che il Castello di San Giusto assume quando si parla appunto dei musei comunali. Il Castello di San Giusto di fatto è il gioiello della corona all'interno dei musei cittadini e i numeri certificano tale status. Pure, come del resto è doveroso, non è pensabile non intervenire per arricchire l'esperienza di visita e in ultima analisi per confermare i risultati raggiunti negli ultimi mesi. A questo è servito un progetto realizzato nel corso del 2025 articolatosi in 3 fasi. La prima, una guida digitale che offra ai visitatori contenuti informativi diversificati, per la quale si sta predisponendo la pubblicazione della versione in sloveno, è stata utilizzata da circa 13.000 utenti che hanno scaricato 90.000 tracce audio, in lingua italiana per il 55%, in tedesco per il 25% e in inglese per il 20%. Oggi sono stati presentati gli altri 2 strumenti già attivi, vale a dire una postazione multimediale ed una postazione interattiva. È una strada che è legata agli investimenti, voi sapete che quest'anno abbiamo aumentato la tassa di soggiorno del 50%, quindi un investimento importante proprio per seminare ulteriori interessi, ulteriori soprattutto interventi strutturali per adeguarci a quelli che sono livelli ancora superiori. La postazione multimediale è collocata nella sala introduttiva del Museo Armeria e presenta un video di circa 4 minuti che scorre a ciclo continuo ed illustra l'evoluzione della città, del colle e del castello nel corso del tempo, dalle origini ad oggi. È stato progettato basandosi su una pluralità di fonti, documentarie, storiche, grafiche, fotografiche e bibliografiche. La postazione interattiva, che si trova nella sala L della Torre del Capitano, è dedicata all'approfondimento e all'apprendimento attraverso il sistema
sistema touchscreen si possono attivare 3 percorsi, uno dei quali rivolto agli adulti, che stimolano la curiosità e la conoscenza del luogo e della città. Il progetto complessivo è stato realizzato grazie a un bando regionale. A coordinarlo il responsabile dei musei storici del Comune di Trieste, Stefano Bianchi. Anna Krekic, conservatrice del Castello e della Risiera, ha curato il progetto con la collaborazione scientifica di Marzia Vidulli, già conservatrice del Museo Winkelmann. Va menzionato anche il supporto di Andrea Brus, Giada Tubia, Morena Bisacchi e Cristiano Rossetti. La realizzazione è stata affidata all'azienda specializzata Mobile 3D. Ancora dal Corriere della Sera, le famiglie delle vittime della strage di Crans-Montana, dal Papa, il governo, l'Unione Europea sia parte civile. I genitori dei ragazzi ricevuti anche a Palazzo Chigi da Mantovano e Nordio. E qui invece si parla di quello che ha detto la proprietaria: le lacrime e le bugie, i pannelli in fiamme erano velenosi, la difesa della titolare e le contraddizioni a verbale, sotto accusa i materiali dei rivestimenti. Poi c'è anche chi sostiene che la procuratrice, che fa parte dello stesso partito del sindaco di Crans-Montana, debba lasciare, e qui ci sono appunto delle ipotesi, ulteriori ipotesi su quello che è successo. Il personaggio, qua mi sto un po', niente, facciamo così, andiamo al piccolo. Allora, tornano i furti a Sant'Anna, sottratti rosari e angioletti, poi come vedete assalto Propal alla stazione, scattano nuove perquisizioni, 5 inquilini intossicati dal solvente per parquet e la palazzina di Via Ghega torna agibile. Adesso invece ci occupiamo ancora di un caso di truffe. Un'anziana è stata truffata con la tecnica del finto carabiniere. Una telefonata, poi l'arrivo alla porta di casa. Così, nella mattinata di ieri, mercoledì 14 gennaio, un'anziana è rimasta vittima dell'ennesima truffa a Trieste in Viale D'Annunzio. Dall'altra parte del telefono, da quanto si è appreso, un uomo si sarebbe spacciato per un maresciallo dei carabinieri, conquistando la fiducia della donna con poche frasi e una richiesta mirata: sapere quanto denaro e quanto oro custodisse in casa. Poco dopo quella chiamata, alla sua abitazione si sarebbe presentato un secondo individuo, un uomo di circa 30 anni, con un cappellino nero su cui spiccava una croce rossa. Una presenza rassicurante solo in apparenza. Una volta entrato avrebbe raccolto tutto ciò che la donna aveva accumulato e poi consegnato, raggirata dal finto carabiniere che con diverse scuse e raggiri ormai collaudati aveva circuito l'anziana signora. Circa 2.500 euro in contanti e gioielli in oro per un valore stimato tra i 30.000 e i 35.000 euro. Quando l'anziana si è resa conto di quanto accaduto, la truffa era ormai consumata. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, poi gli accertamenti del caso. L'episodio si inserisce nel solco delle truffe telefoniche che continuano a colpire persone anziane, facendo leva sulla paura e sull'inganno, con un copione studiato nei dettagli. Da tempo le forze dell'ordine hanno avviato numerose campagne per informare la cittadinanza su rischi e modalità messe in atto dai malviventi in queste forme di raggiro. L'appello rimane quello di diffidare da chi domanda denaro in contante o gioielli, in particolare se tale richiesta proviene da chi si presenta come appartenente a polizia o carabinieri. Allora, come sta andando il virus influenzale? Abbiamo chiesto ad un medico di famiglia di illustrarci quella che è la situazione. Vediamo il servizio. Eccolo. Sintomi soprattutto respiratori, delle alte vie respiratori, picchi febbrili con temperature superiori anche ai 39, addirittura fino a 40, e febbre che dura per un periodo piuttosto prolungato, sono 7-10 giorni di febbre molto alta, quindi anche pazienti giovani che non hanno patologie concomitanti effettivamente sono parecchio prostrati e parecchio in difficoltà. Questi i sintomi più diffusi dell'influenza attuale, che proprio in questo periodo sta facendo registrare un picco notevole. A Trieste da inizio anno sono aumentati del 20% gli accessi al pronto soccorso e i medici di medicina generale sono subissati di chiamate da parte dei pazienti. Sono aumentati decisamente i contagi,
noi dal Medici di Medicina Generale abbiamo effettivamente un notevole afflusso di pazienti, è una variante del ceppo di influenza A, peraltro il ceppo che comunque sarebbe coperto dal vaccino antinfluenzale che noi comunemente facciamo e che sta effettivamente dando casi di polmonite con quadri di insufficienza respiratoria, necessità di ricovero ospedaliero e di ossigenoterapia. Il vaccino, spiegano i medici, si sta dimostrando efficace contro i ceppi circolanti. Ecco perché sarebbe consigliabile aumentare la copertura, anche perché è possibile un nuovo picco nei prossimi mesi. È raccomandata la protezione vaccinale. Sono 2 vaccini assolutamente sicuri che conosciamo da anni e usiamo da anni in maniera assolutamente sicura, per cui da questo punto di vista io mi sento di raccomandare a chi non l'abbia fatto, visto che siamo ancora in tempo, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale o rivolgersi alle farmacie dove dall'anno scorso è possibile vaccinarsi ed effettuare la vaccinazione. Abbiamo tempo fino al 31 di gennaio. Allora, ci avviamo verso la fine della prima parte di Trieste, di questo appuntamento con Sveglia Trieste. Vi ricordo che saranno con noi Danilo Slocar dalle 8 alle 9 e Arturo Governa dalle 9 alle 10, il primo esponente della Lega, il secondo esponente di Azione. Parliamo adesso di Triestina. Abbiamo chiesto ieri all'assessore alla cultura e al turismo Giorgio Rossi, che fu anche assessore allo sport per un periodo, di dire la sua opinione su quello che sta succedendo appunto in casa Rosso-Labardata. Ma queste sono disgrazie ricorrenti, ormai sono tanti anni che ci troviamo di fronte a delle alternative che sono una peggio dell'altra. Il riferimento di Giorgio Rossi, che per anni ha guidato l'assessorato allo sport e che allo sport è sempre rimasto vicino, e alla situazione attuale della Triestina. La sta seguendo a distanza, con palpabile preoccupazione anche per quello che poi apprende dai colleghi, ovvero pagamenti non arrivati, impegni non rispettati, in ultimo, per così dire, una classifica che non lascia spazio ad entusiasmo. Il Comune si trova in una situazione imbarazzante, no? Perché sentivo anche ieri la collega Lodi che diceva che questi signori non hanno pagato l'affitto, non hanno pagato tante cose, e poi si prospettano degli impegni che sono impegni in cui soprattutto dobbiamo delegare a chi vuole questo campo, va bene, la manutenzione che costa un sacco di soldi, non possiamo sostenerla. Il contratto di concessione annuale del Rocco contiene diverse clausole a salvaguardia del Comune, tra cui l'inserimento di una fideiussione, opzioni che recuperano parzialmente ciò che eventualmente sarebbe da ascrivere a una perdita secca di denaro o mancato incasso, ma secondo Rossi in futuro i criteri dovranno essere ancora più severi. Ci vuole anche un atto di coraggio e una certa rigidità da parte dell'amministrazione, perché non possiamo farci prendere in giro eternamente. Oggi credo che ci dovrebbe essere comunque una proposta anche per far capire che ci deve essere qualcuno che faccia da tutor per l'amministrazione nel contesto della società, che guardi i bilanci, che sia in qualche modo, va bene, qualcuno che vigila, perché oggi l'ente pubblico finora ha avuto e ha subito dei danni. Con i prossimi noi non possiamo avere quella forma anche di leggerezza e di fiducia che ha contraddistinto questo rapporto a tutela dei tifosi, perché si pensava sempre che arrivasse Babbo Natale. Adesso invece ci occupiamo dello spettacolo coprodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che è in scena fino a domenica alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti ed è una nuova versione di Rigenerazione di Italo Svevo. Il rapporto fra il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e l'opera di Italo Svevo si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Rossetti, che continua a girare l'Italia con la coscienza di Zeno, ha coprodotto con il Teatro Biondo di Palermo La Rigenerazione e lo spettacolo sarà in scena a Rossetti fino a domenica. In genere, quando se ne parla è facile e per certi aspetti obbligatorio sottolineare la contemporaneità dei testi dell'autore triestino. In questo caso il tema al centro dell'opera è davvero sorprendente, soprattutto se si considera che essa è stata scritta, con tutta probabilità, nel
1927. Protagonista della vicenda è Giovanni Chierici, un anziano che desidera esorcizzare la vecchiaia attraverso un'operazione che gli restituirebbe appunto la giovinezza e le occasioni perdute. Ed è questo che rende la rigenerazione sempre attuale, come spiega il regista Valerio Santoro. L'essere umano vive questa tematica del ringiovanimento anche grazie alla chimica, alla tecnologia che va avanti, ma fondamentalmente Svevo parla di una rigenerazione interiore dell'essere umano, cosa che poi praticamente il protagonista ricerca per tutto lo spettacolo. Ad impersonare Chierici nel solco di una tradizione che ha sempre visto questo personaggio affidato a grandi nomi del teatro italiano, Carraro, Boazzelli, Tedeschi, un attore come Nello Mascia, in grado di infondergli quella leggerezza e quell'ironia che diventano strumenti necessari per veicolare al meglio il messaggio, un messaggio che, va detto, racchiude molto del teatro che lo precede, ma anche parecchio del teatro che sarebbe venuto dopo. È un testo che in qualche modo riassume tutto il teatro borghese della fine del Novecento, della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, no? Strindberg, Ibsen, Pirandello, è parente intimo. Ma questo è un testo che piacerebbe, no? Potrebbe piacere molto a Woody Allen. Lo spettacolo scorre pertanto lungo un percorso semplice e tuttavia importante, che anche quando consente allo spettatore momenti decisamente leggeri, impone subito una serie di riflessioni, un'alternanza che poi sarebbe stata fondamentale per tanta commedia cinematografica italiana. E in fin dei conti questa semplice constatazione basterebbe a cementare ulteriormente l'importanza di Svevo in un panorama a questo punto non solo teatrale e letterario, che ha legittima cittadinanza anche e persino soprattutto al di fuori dei confini temporali, geografici e culturali. Allora, prima di andare in pubblicità e accogliere il primo dei nostri ospiti, Danilo Slocar della Lega, vi facciamo vedere questa vignetta che ci è stata mandata, credo, dal signor Claudio, chiedo scusa, poi dopo sarò eventualmente più preciso, dove Trump chiede alla moglie: Melania, ti vola la Slovenia? Vabbè, è molto divertente. Pubblicità, poi con noi Danilo Slocar. Allora, rientriamo in studio e siamo in compagnia del primo dei nostri ospiti, Danilo Slocar della Lega, che ringrazio per essere tornato a trovarci. Allora, con Danilo Slocar non ci mettiamo mai d'accordo su argomenti, eccetera, anche perché poi li affrontiamo a seconda anche di quelle che sono le telefonate e le mail. 040 977 8910 è il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. C'è già una cosa un po' curiosa che ci arriva dalla mail di Nevio Tool. Dice: a Trieste abbiamo campi di calcio e piscine, però non si è mai pensato di costruire un palazzo del ghiaccio, ma si fa la pista del ghiaccio solo una volta all'anno. È una delle tante mancanze, che non è una, è una delle, è che non abbiamo la cultura degli sport su ghiaccio, non abbiamo mai avuto a Trieste. No, io non ricordo, forse, ma salvo la piscina, salvo la pista di ghiaccio, che grazie a aver permesso questa cosa qui, uno svago per i ragazzi sotto le feste. Sotto le feste, ma non c'è mai stata ma neanche in Italia in generale, salvo in montagna, c'è questa cultura degli sport su ghiaccio, no? Anche perché presumo che i costi sarebbero comunque di manutenzione, ma al di là di quello, discorso che io sono uno di quei controcorrente, come sai, trovo assurdo fare una pista di bob come è stata fatta, per dire, no? Credo che quelle cose là, visto che corrono in pochi, c'è un investimento tale senza un ritorno economico. Io credo che certe cose dovrebbero essere pensate attentamente. Allora, invece, distributori Friuli Venezia Giulia, tutti sanno, compreso l'assessore, che non ci potranno mai essere erogatori di carburante con il logo FVG. Si è ben capito che l'idea era di organizzare un sistema capillare a servizio dell'utenza stradale e diportistica.
È bastato buttare giù l'idea allo Stato grezzo che la famigerata banda del No se Pol si scateni con varie fantasiose contrarietà campate sul nulla, perché al momento di ciò si tratta. La spasmodica ricerca di voti da parte dell'opposizione dimostra, scrive il signor Piero, se ce ne fosse bisogno, in quali mani cadrebbero città e regione in caso di sconfitta elettorale del centrodestra. A parte che credo sarà molto difficile che ci sia una sconfitta elettorale, visti i candidati che normalmente presenta il centro-sinistra. Ma al di là di questo, la polemica, faccio l'esempio banale per quanto riguarda il discorso della benzina per la nautica da diporto. Cioè, è allucinante che noi dobbiamo andare con le imbarcazioni dei natanti, andare in Slovenia per fare benzina. Cioè, non abbiamo, salvo la pompa di benzina di Muggia, non ci sono pompe di benzina. Dico, come vogliamo sviluppare un turismo anche nautico quando non abbiamo un distributore di benzina? Credo che compagnie nazionali alle quali la regione si potrebbe appoggiare ce ne sono, vedi Eni, una su tutte, no? Cioè, credo che queste cose qua, ben venga l'idea, l'iniziativa, perché qualsiasi iniziativa venga fatta dal pubblico aiuta anche il privato, quindi secondo me ben venga questa operazione qua. Allora, sto cercando di venire fuori di ecco, difatti, vabbè, pazienza, ho fatto un po' di caos, non fa niente. Allora, c'è un'altra, facciamo così allora Danilo, affronto anche, ci diamo del tu insomma, perché... Insomma, ci conosciamo circa 45 anni, avevamo i pantaloncini corti. Avresti pensato che buona parte della discussione politica in città si cristallizzasse in qualche modo sulla questione cabinovia? Ma è evidente, no? È di una banalità incredibile. Il centro-sinistra non ha nessun tipo di argomento in mano, perché devo dire la verità, nel bene e nel male avremmo potuto fare molto meglio, però le cose che sono state fatte e vengono fatte a Trieste sono tali e tante, e anche in regione, che devi veramente prenderti su delle cose che tra le altre bisognerebbe veramente valutare se è utile o non è utile, no? Perché la cabinovia ci sono due fronti, quelli che non la vogliono per partito preso e quelli che non la vogliono perché hanno giusti ripensamenti a volte, no? Per motivi ambientali, quello che vuoi. Però se noi pensiamo che il mondo va avanti, io vorrei tornare indietro e pensare a quelli che all'epoca hanno fatto la cremaliera, il tram di Opicina, quella volta volevo capire se tutti quanti erano d'accordo o meno, no? La stessa cosa può succedere adesso, insomma, la stessa roba per gli autobus. Pensa a quelli che andavano con le carrozze a cavallo, no? Pensare che domani mattina arriverà una macchina infernale che ti porterà sulle rotaie, che intralcerà, che ti farà scivolare. Quante volte abbiamo maledetto noi le rotaie quando andavamo in giro con i motorini, però alla fine siamo arrivati qua, la città lo sviluppo passa anche per dei fastidi, no? Questo sì. Io ti dico la verità, io potessi tornare indietro, tornerei a 80 anni fa, 70 anni fa. Mi piaceva più quella Trieste di ieri che la Trieste di oggi, però il mondo va avanti, quindi fermare il futuro, perché qui non si sta parlando di fermare il progresso, si ferma il futuro. E credo sono cose che arrivano poi con la maturità. È vero che diventi conservatore quando diventi, non sei più quello che aggredisce, attacca, cerchi di essere più posato. Poi dopo ci sono altre cose. Io ricordo per esempio che c'è stato un imprenditore, faccio il nome e cognome, Daniele Pertot, che aveva visto lungo e aveva una casa in via Machiavelli, che poi vi ricordate il Non se Pol City,
quella Sì, impalcatura che è durata tanti anni. Lui aveva fatto un progetto per un garage automatizzato e poi per un motivo o per l'altro non gli è stato concesso fare. Quindi oggi un parcheggio così ci sarebbe stato utile, certo. no? Come ci è stato utile che non, mi ricordo all'epoca le proteste per quanto riguarda Foro Ulpiano e il parcheggio di Foro Ulpiano. Oggi noi abbiamo bisogno di nuovi contenitori. Noi non sappiamo più dove mettere le macchine. Quindi uno dei compiti di questa amministrazione è proprio quello di risolvere, o quantomeno iniziare a risolvere. Abbiamo fatto quello dietro il silos, che temporaneamente quel parcheggio di superficie, però tu vedi anche durante l'anno, quando arrivano le navi da crociera e si svuota davanti alla stazione marittima, diventa un problema. Le macchine dove le mettiamo? Non ci sono spazi, basta pensare quello che succede dietro il San Giusto. San Giusto, cioè è una cosa che, ecco, lì credo che Babuder, l'idea dei contamacchine, dei parcheggi intorno alla città è assolutamente necessario e quantomeno mi auguro anche veloce questo iter, perché la gente non sa dove mettere le macchine. Sulla questione dei parcheggi, diciamo, di periferia, chiamiamoli così, anche se magari di cintura, e poi con la possibilità delle navette per arrivare in centro, è una mia idea, per l'amor di Dio, la mia idea conta quello che conta, però... Le idee contano tutte e di tutti, bisogna anche questo, io rispetto quelli che sono contro la cabinovia. Se poi su questo anche non li mi posso confrontare con loro, io sono per la cabinovia, in realtà sarei laico su questa cosa qua, però diciamo che non fermo il progresso. No, sulla questione invece dei collegamenti, appunto, dei parcheggi di cintura, eccetera, a mio avviso è un discorso che avrebbe più senso e con tutta probabilità funzionerebbe meglio, perché già ce ne sono, no? Quello di Via Carli, se vogliamo, e anche quello di San Giovanni. Probabilmente funzionerebbero meglio se il servizio navetta fosse garantito da un tram, cioè da un mezzo che va a intralciare le vie della città, le vie di scorrimento. Cioè il tram è una cosa che noi ci siamo abituati ormai senza il tram. Siamo nati col tram, no? E quindi, noi ricordiamo... Ecco, ci sono ragazzi che dicono no, voglio il tram, ma non hanno vissuto il tram. Il tram ha tutta una serie di vantaggi, ma anche tutta una serie di svantaggi, no? Perché ti blocca comunque il traffico della città, perché le linee di scorrimento del tram, oggi peraltro con le nuove normative, ti impongono certe distanze che all'epoca non c'erano, delle corsie privilegiate. La nostra città non è una città gigante, io ricordo che il tram andava ovunque, salvo i tratti di filovia che venivano fino a San Giacomo, ma era ovunque. Ricordo che la strada per Barcola era la metà di quella che è oggi, perché c'erano due binari, no? Due corsie. Dico, noi abbiamo bisogno di realizzare nuove infrastrutture di garage, senza che la gente si metta di traverso, perché ognuno perde un qualche cosa ma guadagna altro, quindi dobbiamo assolutamente entrare in questa logica qua. Questa è una domanda invece un po' peregrina, dice: sarebbe molto interessante sapere dove risiede la maggior parte dei feroci oppositori della cabinovia facenti parte del comitato No Ovovia. Ma diciamo che quelli là, la maggior parte, si dividono a metà, credo, no, in tre parti. Gli ambientalisti, che a prescindere vanno contro al loro ragionamento, hanno ragione. Gli altri sono quelli che ci abitano là, e quindi c'è una parte, e la terza parte ha trovato una via politica che hanno fatto, già sedevano
seguivano le istituzioni perché erano presenti nelle istituzioni, no? Sì. Alcune persone che hanno trovato la luce della ribalta nell'essere contro qualcosa, perché essere contro qualcosa sei sempre sotto i luci della ribalta. Difatti una delle cose che mi chiedevo e che mi chiedo molto, molto spesso è... Poi c'è il russo che ci cavalca, perché il russo è capace, no? Bisogna dargli atto che lui è veramente attento nel prendere il cavallo dalla parte giusta. Però ci sono anche quelli favorevoli e il problema è perché non si... Perché la maggioranza è silenziosa, sempre. Se noi, la cosa che forse ha sbagliato l'amministrazione comunale e il sindaco è non istituire fin da subito un referendum. Perché io credo che all'inizio, che non era drogato la notizia, che non era diventata faziosa da una parte o dall'altra, avremmo avuto uno spaccato della città diverso. Credo che Trieste non è bigotta, io credo che la cittadinanza avrebbe capito l'utilità. Io ricordo, sono stato uno di quelli che non mi ricordo il piano regolatore che aveva fatto Ili, che anni che era, io sedevo in consiglio circoscrizionale a Altipiano Ovest e abbiamo portato avanti insieme a tutta una serie di altre persone, anche il consiglio comunale, l'idea della cabinovia da Cedas fino al Pian del Grisa, con il prolungamento del tram di Opicina da Piazza Oberdan fino alle rive e da Piazzale Monterè fino al Montegrisa. Quindi già all'epoca era questa idea, anche perché torniamo indietro di tantissimi anni, subito nel primo dopoguerra c'era Roger, quello che ha fatto la stazione Roger, che aveva previsto questo collegamento tra Pian del Grisa e Cedas. Quindi è una storia vecchia, utile, perché il collegamento tra le rive fino al costone carsico è una cosa non solamente utile sotto l'aspetto turistico, ma anche un mezzo di trasporto. Poi ci saranno quelle giornate che il lavoro non te lo permette, però viva Dio, ieri ho sentito un passaggio che tutti quanti dimenticano quando parlano di costi della cabinovia, no? Ma noi ci rendiamo conto quanto costa un biglietto dell'autobus? No, perché tutti parlano a vuoto. Noi non paghiamo il 20% del costo vero che ha il biglietto dell'autobus. Perché se la regione non mettesse i soldi, col piffero noi andremo in autobus. No, ma perché? No, perché dico, quanto costa? Pensiamo a quanto costa il tram di Opcina. Lascia stare che è una tragedia, ma lì è una tragedia perché qualcuno ha voluto modificare, qualcuno è a Bologna, voleva cambiare completamente il sistema. Era una macchina storica quella, non potevi cambiarla, no? Andava avanti, è sempre andata avanti per tanti anni, sarebbe andata avanti ancora. Allora, qui non riesco a capire, dice, quando verrà riusata l'area un tempo adibita a mercato ortofrutticolo, è varia e vasta e in una zona cruciale, però... Ma io, sai... se parliamo del mercato di Campomarzio, innanzitutto dobbiamo trovare una definizione, definire dove mettere il mercato ortofrutticolo. Abbiamo già scelto 5 posti, non siamo ancora riusciti a portare a casa uno. Però, detto questo, quell'area là deve essere un'area, cercare di non appesantirla con nuove infrastrutture, alberghi o altre cose. Ma gli alberghi stanno già nascendo in tante parti della città e credo che l'idea di avere quella zona libera, no? Già il fatto che se dipendesse da me raderei al suolo tutti gli immobili che sono intorno alla lanterna, tutte quelle caserme della Guardia di Finanza, con tutto il bene che posso volere ai ragazzi che lavorano e che fanno il servizio là, credo che è stato un obbrobrio costruire
quella cosa là. Ecco, quindi e anche brutte sono, quindi veramente terribili. Allora, aspettando il Museo del Mare. Che però andrà... Cioè non il Museo del Mare, il Parco del Mare. Sì, anche perché qua tra un Museo del Mare, abbiamo tutto... quello che deve essere fatto, quello che già c'è, il Parco del Mare, persino noi facciamo un po' di confusione quando dobbiamo raccontare certe cose. Allora, può dirmi quanti giorni all'anno, per quanti giorni all'anno si potrebbe usufruire della capinovia considerando bora, nebbia e pioggia? Non lo so, non ho idea, è una cosa che è difficile poter stabilire. Credo che a prescindere che siano 1, 50 o 100, ci sarà comunque la maggioranza delle giornate usufruibili, no? Ed è una cosa che sta prendendo piede ovunque adesso nel mondo, questo collegamento in altezza lungo le città, e anche perché abbiamo visto che con le macchine, con i mezzi pubblici, ormai le strade sono intasate. Non a caso in America, piuttosto che in Giappone o in Cina, ci sono queste sopraelevate con questi monobinari che camminano. Loro sono avanti. Logicamente Trieste non è Los Angeles, no? Piuttosto che New York. Però diciamo che in quella logica là ci dobbiamo muovere, perché noi dobbiamo pensare che pochi si rendono conto che domani mattina, non oggi, domani mattina che il Porto Vivo, Porto Vecchio si rifarà il look, arriveranno tante persone e dovrà esserci un collegamento e non bastano gli autobus. Quindi la novità, piuttosto che non far circolare mezzi pubblici, mezzi privati all'interno del Porto Vecchio. Quindi ci sono delle cose che vanno in qualche modo a sostituire questo tipo di collegamenti che noi siamo abituati a farli in macchina piuttosto che in motorino. Allora, dunque, a tutti quelli che vogliono il tram, quindi questo sarebbe per me, insomma. Vorrei ricordare quante vittime hanno fatto... Mi piace il tram, non è che... No, a me piace, devo dire la verità. Sei un ragazzo lento, sei. Come? Sei un ragazzo lento. Sì, vorrei ricordare quante vittime hanno fatto i binari presenti nelle vie di Trieste. Prima che venissero tolti era all'ordine del giorno una caduta da parte di un ciclista o di un motociclista, anche con effetti mortali. È vero. Io ricordo quante... anch'io sono caduto tante volte, come tutta la nostra generazione che usava gli scooter in maniera... Poi all'epoca non avevamo il casco, no? Noi abbiamo veramente fatto... sono stata una strage di persone, anche per quanto riguarda le rotaie del tram o del treno, perché le rotaie del treno sulle rive sono state micidiali. Quello me lo ricordo con terrore. Allora... da quest'anno ho portato mio nipote a giocare al domio. Ogni volta che mi metto sul piazzale della GMT per poi svoltare a sinistra per scendere verso Trieste è un rischio, perché a destra la visuale è oscurata dalle transenne e a sinistra dagli arbusti. Non si può fare niente per migliorare la visibilità e di conseguenza la sicurezza? Da che parte? Bisogna vedere da che parte arriva. Perché se arriva chiamiamola autostrada, il pezzo di sotto, non si può girare a sinistra, è vietato, devi fare il giro della rotonda, della grandi motori, per poi metterti. Credo che poi si potrebbe pulire di più il verde pubblico, lì è area Coselag, quindi è in materia del Coselag. Però diciamo che se uno seguisse attentamente il codice della strada, certe cose non succederebbero. E a me dispiace quello che è successo, è successo spesso in costiera, però dico la doppia linea, premesso che bisognerebbe usare veramente una velocità moderata, che purtroppo non è così. Tu vai in costiera, trovi 9 volte su 10 qualcuno che ti lampeggia o che ti sorpassa e che cammina a oltre 100 km/h. Lì ci dovrebbe essere veramente delle sanzioni serie, i ritiri di patente, perché lì veramente fai rischiare la vita alle persone. Siamo alla prossima telefonata, la prima di oggi, buongiorno.
Pronto? Da Udine, Franco Lega da Udine. Buongiorno. Visto che i triestini hanno il braccino corto, mi sono permesso di telefonare. Okay. Allora, voglio dire una cosa, no? I comunisti che praticamente hanno sempre la ragione in tasca, visto che anche il 50% dei comunisti, come il 52% di donne, perché le donne non fanno sciopero per i femminicidi, per gli stupri e per tutto il resto che compete alle donne? E veniamo al dunque, ai comunisti. Il 50% sono praticamente comunisti e quindi il 9 euro l'ora, perché non li mettono nelle loro Auschwitz, nei loro ristoranti? Perché non cominciano a dare l'esempio al governo? Perché non li spronate a fare ciò che parlano? Nei loro ristoranti mettessero i 9 euro all'ora per i dipendenti. Che ci vuole? Non lo so, che ci vuole? E dopo un'altra cosa, bene che hanno arrestato tante persone, finalmente la polizia, le forze dell'ordine agiscono benissimo. Grazie e mandi. Non ho capito sta roba dei comunisti. Allora, premesso che io non vedo più né fascismo né comunismo, è una realtà ormai datata, probabilmente sono degli stereotipi diventati questi qua. Credo che momenti storici passati fortunatamente per una parte e per l'altra, dopodiché sono un altro tipo di ragionamento, ma il comunismo è un'ideologia, il fascismo è un'ideologia, non è una cosa che vai a prenderla così, credo che questa è una cosa semplicistica. La società in questo momento non la vedo più divisa in comunisti e fascisti, non c'è più. Ci sono quelli che hanno determinati interessi, altri che hanno altri interessi e terzi che hanno terzi interessi. Però francamente la vedo fortunatamente la vedo lontana. Io ho passato quei momenti, sai, non erano bei momenti, oggi possiamo... Ecco, adesso abbiamo il problema, un altro momento terribile, che è veramente brutto, è quello dell'immigrazione. È l'immigrazione clandestina, è l'immigrazione violenta, è un'immigrazione che non ha regole, è un'immigrazione che non ti dà speranza a quelli che immigrano. Cioè, è un po' tutto quanto, ed è questo, cioè noi non eravamo abituati a Trieste a questa tipologia, ed è una tipologia data dalla criminalità del disgraziato, del feroce, di quello che viene da altre culture, che ha l'uso del coltello con grande facilità e che però noi non siamo preparati, perché la nostra giustizia non è in grado di punire queste cose qua. Non abbiamo sufficienti carceri, che è una cosa terribile, non abbiamo carceri. Le carceri servono per rieducare. Secondo me, io sono andato in visita al Coroneo, guardate che è una cosa è disumana, non per i carcerati, ma per chi ci lavora. È una cosa disumana e secondo me Tele4 dovrebbe farsi un bel reportage sul carcere del Coroneo. E questo è un richiamo al governo che ha gli strumenti per poter intervenire. Poi siamo molto indietro là. Poi c'è una mail su questo, però c'è una telefonata, allora io chiedo a chi è in linea di essere rapido perché dovremmo andare in pubblicità. Buongiorno. Ma aspetto la pubblicità. Ah, ok, vabbè, allora rimanga in linea e ci vediamo dopo la pubblicità. Veramente sul sorriso. Allora, abbiamo una telefonata in attesa, buongiorno. Sì, Buongiorno a lei e a Danilo Sloga. Ma io volevo chiedere una cosa, cioè, sinceramente quando telefona, come la telefonata di prima, fa male, no? Perché vuol dire che queste persone telefonano, non sanno neanche la storia dell'Italia, perché se noi guardiamo la storia dopo Mani Pulite in poi, cioè nel 93,
al 2025, se uno vive in Italia sa benissimo quanti anni ha governato il centrodestra e quanti anni ha governato il centrosinistra. Io non sono comunista, non sono mai stato, ho sempre faccio parte di una componente di un sindacato che ha salvato Trieste dal comunismo della UIL, prima ancora con Domartari, che hanno fondato il sindacato della Camera Camperelli. Allora perciò non sono un comunista, sono sempre su quella linea politica di centro repubblicano o centro socialdemocratico. Però le persone quando telefonano dovrebbero avere anche la coscienza di conoscere la storia dell'Italia. Allora dal 93 al 2011 la centrodestra ha governato con Berlusconi per la bellezza di 9 anni. Poi dal 2008 al 2011, fino a quando non ha dovuto andare a dare le dimissioni perché se no il paese era in default Berlusconi, è venuto Monti per 2 anni, poi Letta assieme Forza Italia, poi Renzi sempre assieme Forza Italia, poi la Lega con il centro-sinistra e adesso 3 anni di centrodestra. Allora io dico, come fai a dire un paese, Luca, non è che fai così? Ve lo confermi o no? E questi sono dati. Ma non è così, ma non è così. Ci sono i poteri che decidono. Questa è la verità. I poteri non sono i partiti, purtroppo. Monti da chi è stato messo su? Draghi da chi è stato messo su? No, non facciamo. Dai. Chi erano i ministri della Forza Italia anche? Ma cosa c'entra essere amici o non amici? Dai. Fa parte del centrodestra Forza Italia, no? E allora cosa stai parlando? La Lega, ministro, con i 5 Stelle, Salvini, dove ha avuto il boom? Con i 5 Stelle, perché se non sarebbe mai arrivato al 33-34%. Ma cosa stai parlando? Ma non puoi fare il politico tu, se neghi queste cose, perché non sei entra in politica e poi discuti. Entri in politica e poi discuta. Io la faccio già e abbiamo già grandi seguiti, sempre democratici, non certamente per interesse delle stesse. Questo è fatto. E poi dico, quando tu mi vieni a dire abbiamo Trieste e immigrato là, giusto, è vero quello che stai dicendo, ma la legge che fa venire quegli immigrati ha 2 nomi e cognomi, Gianfranco Fini e Bossi Umberto. Ma se questo non va bene, in 18 anni che ha governato il centrodestra, perché non l'ha cambiata? Perché non l'ha cambiata? Perché evidentemente avevano un'utilità, quella di far venire questa gente, e le persone giustamente si cavolano perché loro dicono questi arrivano, mi portano via il lavoro, mi portano via altre cose e votano centrodestra. Basta. Ok. A proposito di fascismo e comunismo, questo non ti fa dialogare, queste sono delle accuse pretestuose, perché se uno conoscesse veramente la politica capirebbe che chi ha voluto lo sfascio dell'Italia, e arriviamo dalla privatizzazioni, dalle partecipazioni statali a oggi, l'Italia era la 4ª nazione al mondo per PIL. Ci hanno demolito perché l'Italia in qualche modo faceva paura a questo mondo francese, tedesco, inglese. Non volevano un'Italia forte perché l'Italia ha delle capacità incredibili. Io stesso negli anni ho capito, perché sai, quando sei giovane sei un rivoluzionario e non ti soffermi mai sulle cose, anche le cose. Sì, ho capito. Più dai per scontato che tu. Noi abbiamo avuto un'Italia incredibile, fatta dagli italiani, costruita, ha fatto le cose più importanti, le idee più incredibili, e ci hanno massacrato per questo, perché ricordo Enrico Mattei, uno dei. Sì. No? Enrico Mattei è stato quello che è andato a parlare con lo Shah di Persia a poter, lui aveva trattato e diceva, guarda, parlando allo Shah, sono storie che leggi, sai, non è che Sloka Raralà, Sloka è un ignorante sostanzialmente, quindi deve solamente leggere quello che è. Lui aveva detto, è inutile che tu dia tutte le risorse alle 7 sorelle, facciamo una cosa, tu ti tieni il 50% del petrolio
e poi quel resto 50% ce lo dividiamo, no? E lì qualcuno gli ha girato le scatole, perché succede così, è successo a torto o ragione in tutti i paesi del mondo, dalla Libia al Venezuela, alla Colombia, al Messico, a tutto quanto, perché i grandi interessi sono quelli che muovono il mondo. Sono quelli che vanno a muovere il Britannia che si trova in mezzo al Mediterraneo e si incontrano i potentati, dalla Lily Gruber, che è l'ultima delle persone, a Mario Draghi, piuttosto che a Mario Monti, no? Quindi sono quelli che decidono le sorti, solo che noi siamo popolino e la politica, i partiti, arrivano fino a che arrivano. È un po' come un amministratore di un condominio. Può arrivare fino a un certo punto, ma oltre non può andare, ha gli ordini prestabiliti. Quindi... Allora, un telespettatore, no, c'è una telefonata, sentiamo, poi dopo c'è una foto da far vedere. Buongiorno. No, dottor Bosazzi, e buongiorno a Danilo Slocar. Okay. Volevo Buongiorno. solo ricordare a Slocar che Trieste è cresciuta grazie all'immigrazione. Abbiamo avuto i greci, abbiamo avuto i bosniaci, abbiamo avuto i friulani e anche gli sloveni. Ma senza coltello, che sono venuti a lavorare, sono venuti. Quelli là sono venuti a lavorare e duramente, non questi che ti vengono a portare via il pane alle vecchiette che camminano per strada. Non diciamo fesserie, dai, no. cortesia. Guardi, gli emigrati attuali sono tantissimi laureati, dunque non sono gente popolino. Laureati in coltello? Sì, come no, i bosniaci avevano sempre il coltello fra i denti. Dunque volevo dire che lei non conosce la storia di Trieste. No, la conosce lei. Parla. La conosce lei. Ok, allora, facciamo vedere questa foto che ci ha inviato un telespettatore per far vedere proprio la situazione anche che delle volte viene a crearsi con il traffico. Qui credo siamo in via Rossetti, all'incrocio con via Pietà, molto probabilmente qui potrebbe anche darsi il caso, casi che succedono abbastanza spesso, di una segnalazione errata da parte di, come si chiama, Google? Dell'indicatore. Gli indicatori, eccetera, però insomma se ne stanno verificando sempre di più di queste cose, non so poi dopo come avranno risolto sta roba. Chiameranno i vigili del fuoco, gli daranno un aiuto e usciranno come sono entrati, cosa vuoi? Però il bloccaggio della città è abbastanza significativo. Parcheggi, la città è piccola e da sempre ci hanno invitato a non andare in centro con l'auto. Ora i turisti arriveranno sempre più numerosi, occupando i pochi posteggi non a pagamento per i giorni che si fermano nelle strutture ricettive. Oltre ai capienti parcheggi a pagamento in periferia, penso sia opportuno istituire una ZTL riservata ai cittadini, come si trova in città anche più piccole. Chi non rispetta le regole paga la multa e il comune incassa. La ZTL diventa comunque una zona troppo piccola per il flusso delle macchine che abbiamo noi, dei locali, chiamiamoli così. Sì. È una città, come diceva giustamente il telespettatore, è una città molto piccola, quindi dobbiamo in qualche modo attrezzarci con dei parcheggi capienti di cintura, logicamente cercando di favorire ancora di più i mezzi pubblici, che ripeto è un fiore all'occhiello. Trieste con la sua struttura, no Trieste, la provincia di Trieste con la Trieste Trasporti è talmente ben funzionante e pulita e seria, se non fosse per qualche malintenzionato che entra sugli autobus e che fa piuttosto... Già che ci siamo, poi dopo diamo la linea alla telefonata. Allora, quello che si dovrebbe fare e non si è ancora voluto è abbinare un biglietto per le linee urbane, almeno di andata e ritorno, ma meglio sarebbe un biglietto valido tutto il giorno, al ticket del parcheggio per quanto riguarda i parcheggi di cintura. Sono tutte cose utili, bisognerebbe usarle, no? E poi bisogna usarli questi parcheggi. Io ricordo che via Carli
era mezzo vuoto fino a poco tempo fa. Adesso è un po' più pieno. È un po' più pieno perché viene usato anche dai turisti dove parcheggiano, gli alberghi mettono le loro macchine là, insomma c'è un interscambio vero, no? Però sono realtà piccole, non soddisfano quello che è la richiesta. Bisognerebbe un casermone, insomma, diciamo. Poi dopodiché abbiamo tutta una serie di realtà che vanno a fornire la città, dove questi disgraziati che girano con i furgoni con grande fatica, danno anche fastidio, però girano e i carichi e scarichi sono sempre occupati dalle macchine. C'è un po' di indisciplina da parte dei triestini anche su questo. Allora, telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno. Buongiorno Gino. Finalmente comincio a sentire la verità su quello che è successo all'Italia in questi ultimi 30 anni. Già con il sindaco di Muggia, nell'ultima volta che ha partecipato a Sveglia Trieste, sotto mio sollecito, ha esposto tutta la realtà in cui stiamo vivendo, cioè come scontro tra i globalisti e i sovranisti e tutto quello che l'Italia praticamente ha subito dopo l'81 fino al disgregamento dell'IRI, eccetera, eccetera. E sono contento che anche Slocar in qualche maniera ha tirato fuori e ha cominciato a spiegare questa situazione in modo che la gente cominci un po' a orientarsi in un modo sulla realtà vera che stiamo vivendo. Però questo qua non esula i politici di un giudizio sulle persone che hanno prodotto questo disastro. Cioè i vari Prodi, i vari Amato, tutti questi personaggi qua, Draghi lo stesso, cioè dovrebbero essere messi sotto inchiesta perché devono dire il perché hanno fatto questo e se è dolo o se è solo stupidaggine, perché portare un paese a questo disastro è una delle cose più gravi che un politico possa fare, ed è su questo che io dico che i politici non stanno facendo quello che devono fare. Questo è un argomento. Il secondo argomento, molto più leggero, più triestino, ho notato che in Piazza della Libertà ci sono una miriade di fermate dei mezzi pubblici, però non c'è da nessuna parte un tabellone dove ti dica dove prendere i vari mezzi, perché sono collocati in zone completamente distanti una dall'altra. Quindi servirebbe, a mio avviso, e qui lo propongo, una specie di luminosa come quella che abbiamo, la famosa luminosa in via Carducci, anche in zona di Piazza Libertà, che indichi appunto tutto questo discorso di mezzi pubblici. Grazie e buongiorno. Questo è vero, effettivamente. Questa è una buona idea e che la sottoporremo a Marzi, perché non è solo là, è anche in Piazza Goldoni, dove ci sono dei crocevia importanti, ci sono sui tabelloni dove vanno, però uno che non è del posto non può capire e non può capire. Piazza Goldoni è più ristretta, quindi è più facile orientarsi. Ma sono tante linee. In largo in Piazza Libertà. No, ma è assolutamente necessario. Una bella osservazione. Io non so se potrebbe servire, per esempio, quando finiranno i lavori in stazione, anche un cartellone all'interno della stazione. Ma certo, treni. tutto serve. Però sì, un qualche cosa che anche all'esterno ti dica dove orientarti non è male. Per quanto riguarda, volevo solo intervenire rispondendo a quello, io ringrazio il telespettatore che ha colto, e non tutti quanti però colgono, il momento storico che che l'Italia ha vissuto dagli anni 75 a oggi. Non tutti quanti lo colgono. Queste persone che lui ha indicato, ce ne sono tante, dovrebbero essere processate per alto tradimento allo Stato, ma più che allo Stato ai cittadini italiani che hanno subito e che stanno subendo i danni catastrofici che queste figure, perché non sono persone, sono delle figure prestate ai grandi capitali. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Salve. Sono Maurizio. Buongiorno. Volevo solo precisare alcune cose che
su cui non sono principalmente d'accordo. Allora, per quello che riguarda la cabinovia, io personalmente non abito da quella parte, abito completamente all'opposto e sono contrario, perché sono contrario a, diciamo in Trieste, strazzare i soldi pubblici. Ecco, dopo da dove vengono questi soldi, che sia un regalo di Salvini, che sia un regalo di chi vuoi, facciamo finta che Babbo Natale ci regali i soldi per la cabinovia, ma dopo mantenerla dovremo noi. La stessa cosa come gli autobus oggi. Adesso arrivo là. Nell'autobus il biglietto costa 1,20 €. Lei, con la sua esperienza, quando l'unica cabinovia che io conosco è quella dell'Ussari, che costa 17 €, lei pensa che 1,20 € per andare in cabinovia a Trieste sarà sufficiente? Chi mette gli altri 15,80 €? Ma chi? Fedriga, la regione, c'è sempre qualcuno che devi pagare. Allora, siccome i soldi per le cose inutili li avemo, vedi le lucette natalizie, 1.300.000 per le lucette natalizie che dura 15 giorni, con tutte le cose che si deve fare, i marciapiedi col buso, quel che è. L'importante è apparire, non fare. Distruggere la sala Tripkovic, un'acustica meravigliosa, ma che aveva fatto bene, al suo posto un parcheggio. Mica avessi fatto anche un supermercato. Tanto questo che aveva fatto, debiti che aveva venduto quel che era da vendere a Trieste, che Trieste non è più la stessa, avete venduto tutto sbagazzato, tutto quel che si poteva, per cui le casse sono in attivo, aveva venduto i gioielli della famiglia, come ho già detto una volta, le manca da vendere il Castel di Miramar e dopo che aveva fatto l'emplay. Io vorrei una cosa, io per carità, di Piazza avevo tanta fiducia in lui, tanta, mi è caduto veramente giù, perché mi è caduto quando ha avuto quell'uscita verso una donna che non bisognasse mai, perché lui è il sindaco, lui non può un sindaco fare la battuta che siamo me e lei sloca, lei no, lei è un politico, ma se ci troviamo al bar potremmo fare battute sulla Schlein, potremmo fare battute su tutto, ma lui è il sindaco, non il pol. Ecco, e invece vedo che adesso tutti uniti con lui, stiamo con lui, qualunque cosa che dice va bene, ecco, nessuno apri bocca, perché bisogna essere uniti contro, come dice lui, i sinistri, perché lei dice non esisti più, e invece lui ammetti che esisti i sinistri, e lei stesso ha detto Trieste è una città piccola, e su una città piccola buttare tanti soldi per un'opera inutile mi pare uno spreco. La ringrazio. Allora, queste sono opinioni. Per quanto riguarda la battuta che tutti quanti l'hanno definita infelice sulla Schlein. Io voglio ricordare che nessuno si è mai preoccupato quando con i manifesti il Partito Democratico girava con le persone come la Meloni, Salvini e altri a testa in giù impiccati. Ricordo Berlusconi impiccato a testa in giù. Nessuno si è mai scandalizzato. Quelle vignette là erano satira, queste invece no, è un'offesa a una donna. Dico, metri e misure che sono diversi. Io credo che non c'è una questione di destra e sinistra, sono persone che hanno determinate convinzioni e altre che hanno altre convinzioni. Mettiamo la prossima telefonata. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Sono in linea? Sì. Dottor Musetti, buongiorno a lei, suo ospite, sono Fulvio, sarò breve. La politica è stata la rovina e la politica è l'ingenuità dei cittadini. L'ingenuità dei cittadini che hanno creduto alla politica e hanno creduto ai sindacati. Io non parlo di opinioni, io non parlo di ideologia, io parlo di leggi. La legge 3054 che recepisce il trattato di pace è legge italiana ed è in Costituzione. Voi avete rovinato, tutti i politici, avete rovinato l'economia di Trieste nell'ingenuità dei cittadini. I cittadini devono cominciare a informarsi per vedere cosa siete. Siete la rovina di Trieste, il territorio libero è legge della Repubblica Italiana e la miseria che c'è a Trieste attualmente è colpa anche vostra, della vostra omertà. Mi dispiace dire questo, mi dispiace perché la politica dovrebbe essere al servizio dei cittadini ed essere il toccasana per i cittadini. Invece a Trieste non è così. Siamo una città di vecchi diventata.
I giovani devono andarsene per farsi un futuro. Le paghe sono insufficienti. L'altro giorno è venuta fuori una statistica. Una famiglia per vivere in modo decoroso deve almeno avere 3.000 euro al mese. Chi ha 3.000 euro al mese? Parlo di una famiglia con 1 o 2 figli. Per poter vivere c'è gente, ma avete i contatti con qualche amministratore di stabili? Sapete quanti non riescono più a pagare neanche le spese condominiali, per non parlare degli affitti? Siete omertosi, avete colpa, il trattato di pace è legge e noi dobbiamo avere i nostri diritti. Purtroppo i cittadini sono ingenui. Grazie e buona giornata, spero in una risposta. Certo, adesso guardi, abbiamo iniziato la trasmissione, o meglio l'ultimo pezzo, con Trump che ha offerto alla Melania di acquistare la Slovenia per lei. E io credo che Trump penserà anche a Trieste e quindi acquisterà Trieste per noi. E quindi noi saremo tutti quanti a stile strisce. Così saremo felici di essere un territorio libero americano. Allora, ci abbiamo verso la conclusione e volevo giusto una riflessione. È già incominciata la campagna elettorale per... certo. È troppo presto, è troppo tardi, come tutti questi giochi che... La campagna elettorale è iniziata perché sarà un crocevia di elezioni incredibili, dalla provincia allo Stato, alla regione, sì, perché è facile al comune, si anticipa, certo. Sì. E il problema è un altro, il problema è che bisogna trovare materia prima, bisogna trovare persone nuove. Io conto veramente che ci sia un cambio generazionale, che arrivino altre persone serie che in qualche modo vadano a implementare la politica che abbiamo a Trieste, perché sono tante persone che hanno fine corsa, quindi credo che in qualche modo sarà necessario. La campagna elettorale è iniziata, sono scaramucce, il nome tutti quanti che chiedono quale sarà il prossimo sindaco, il presidente della regione o il presidente della provincia, credo che sia veramente prematuro. Qualsiasi nome è bruciato. Sì, perché è stato fatto adesso. Penso che un buon candidato per il centro-sinistra, secondo me, potrebbe essere Schiavone del ICS, perché lui ha un seguito, abbiamo visto, importante. Credo che quello da una parte e gli altri del centro-destra non posso dirli perché sennò poi mi dicono che li brucio. No? Abbiamo comunque, c'è una bella sfilza di persone capaci. Non c'è il rischio che se già adesso si incomincia appunto a ragionare questo, ci sia poi un logoramento fino alla... Io conto sulla serietà e sul seguire i programmi che abbiamo ancora, perché come hai detto tu giustamente è ancora 1 anno e mezzo, quindi i programmi si fanno per 5 anni, la regione deve andare avanti col programma che si è messa in testa e che sta portando avanti, è una regione che sta funzionando molto molto bene, abbiamo veramente, anche quest'anno abbiamo fatto una finanziaria incredibile, quindi la ricchezza della regione va a generare ulteriori utili a tutti quanti. Io condivido in parte quello che ha detto il signore che diceva che non funziona niente. Ci sono cose che non funzionano, ma tante funzionano bene. Non è che non... Abbiamo un'ultimissima riflessione in meno di 1 minuto. Terzo mandato. Terzo mandato, io sono dell'idea che una persona deve essere accettata e votata dalla gente. Se una persona è gradita può votare anche 50 volte. No? Poi in Francia ci sono esempi anche di sindaci che rimangono per 40 anni. Poi tra le altre cose non abbiamo tutta una serie, cioè le persone preparate non è che le trovi così. Massimiliano Fedriga è uno che ha lavorato tanto, è diventato bravo, però dico è un peccato anche perderlo. No? Poi dopo torno a dire, se c'è un altro capace che venga, non è un problema, ma lo decidono i cittadini, perché questa si chiama democrazia. Grazie a Danilo Slokar della Lega per essere stato con noi, adesso andiamo in pubblicità, poi al posto suo ci sarà Arturo Governa di Azione.
Allora, eccoci pronti con il secondo ospite, Arturo Governa di Azione, 040 977 8910 il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it l'indirizzo di posta elettronica, bentornato. Grazie. Bentrovati e buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, qui per quanto riguarda gli spunti che ci ha offerto la presenza di Danilo Slocar, c'è questo spunto che in realtà poi adesso è inutile, se ne parla sempre e comunque, che è quello della cabinovia. Adesso c'è anche questa novità che riguarda il ricorso che il Comune ha in animo di presentare. Rischia di essere un argomento, come dire, divisivo, ormai è ovvio che lo sia, quindi inutile neanche andare, ma rischia di essere un argomento intorno al quale per tutta una serie di ragioni vanno a incartarsi troppe cose, cioè è la politica e noi stessi che dobbiamo tenerne conto, e magari anche i discorsi fra la gente. Ma sì, invidio voi che dovete raccontarla ogni giorno, perché sta diventando davvero complicata da inquadrare e ancor più da spiegare, anche perché se era un problema divisivo fino a qualche tempo fa per maggioranza e opposizione, poi anche lì i fronti non erano coincidenti con quelli politici, sì, per cui avevamo sostenitori dell'Ovovia che idealmente potevano non essere elettori del centrodestra e viceversa. Però diciamo che quella fase divisiva è addirittura superata, perché adesso è diventato un problema molto evidente all'interno della maggioranza. Per cui personalmente provo un certo stupore nella capacità che il centrodestra ha avuto di trasformare una battaglia, un cavallo di battaglia su cui aveva costruito buona parte di questa consigliatura, in una vicenda dalla quale mi pare di capire ormai si faccia a gara a chi riesce a mollare prima la presa su questo tema. Per cui anche gli ultimi giorni in molti frangenti hanno sfiorato il surreale, per cui noi abbiamo avuto dapprima un assessore autorevole, l'assessore al bilancio, che sostanzialmente certifica l'impossibilità di realizzare l'impianto all'interno di questa fase, di questa consigliatura. Il giorno dopo il sindaco dire no, non è vero, perché adesso ci penserà la regione intervenire per bocca del suo principale esponente, ovvero del Presidente della Regione, e dire la decisione non è della Regione ma è del Comune. Il Comune che fa ricorso al Consiglio di Stato contro le sentenze del TAR, dimenticandosi che una parte di quei ricorsi dovrà necessariamente essere fatta dalla Regione, perché una delle procedure impugnate è competenza regionale e non comunale, per cui è un quadro talmente disordinato da lasciare ben poche speranze, non tanto sulla realizzabilità di questa opera, che ormai diventa davvero difficile immaginare, anche alla luce di quello che ormai è un sostegno politico fragile anche all'interno della maggioranza, ma diventa difficile purtroppo, come lei giustamente rilevava, pensare che non rappresenterà un tema purtroppo che accentrerà buona parte del dibattito politico e pubblico da qui a 1 anno e mezzo, cioè alle elezioni comunali, il che secondo me purtroppo ci costringerà ad occuparci di qualcosa che chiaramente non è più prioritario per la città, facendoci lasciare da parte questioni che credo siano ben più rilevanti. C'è anche, adesso è brutto, ma mi è venuto in mente anche adesso, è brutto ragionare con un esponente dell'opposizione di qualcosa che avrebbe potuto fare la maggioranza, però è anche vero che forse in questi mesi ci sarebbe stata anche la possibilità per la maggioranza di smarcarsi dal progetto, anche uscendone, come dire, adesso detta così, recitando il ruolo della vittima. Ma guardi, questo è un altro punto. Personalmente l'ho sollevato anche in più di un'occasione. Non tanto, diciamo così, costruendo degli alibi grazie ai quali, diciamo, liberarsi di una responsabilità che comunque rimane, nel senso che c'è una responsabilità politica, per cui per anni ci si è intestarditi a portare avanti qualcosa
che dava dei segnali di cedimento in più momenti. Io credo che in più momenti la maggioranza avrebbe avuto la possibilità, fin dalla perdita dei fondi di provenienza comunitaria, dove già lì secondo me c'era un segnale abbastanza importante per fare una riflessione, perché quello che è mancato secondo me è proprio questo, cioè la capacità di affrontare la questione non sul fronte dell'appartenenza, è una battaglia nostra e quindi dobbiamo portarla avanti contro tutto e contro tutti, ma approntare una valutazione più lucida, più razionale, che avrebbe consentito anche, io credo, un contributo migliore da parte dell'opposizione, che da questo punto di vista ha giocato un ruolo solamente in attacco, ma che io credo si fosse letta diversamente, e da una parte e dall'altra avremmo potuto avere un dibattito molto più sereno su un'opera pubblica, coinvolgendo quella cittadinanza che invece più di una volta è stata da una parte e dall'altra sballottata tra la piazza che veniva invocata a testimonianza di una contrarietà della città e un elettorato che chiaramente non necessariamente doveva essere coincidente con quella piazza, per cui se ci fosse stata più serenità su entrambi i fronti, secondo me non ci sarebbe stato neanche bisogno di una via di fuga, ma banalmente di una presa d'atto di qualcosa che poteva essere realizzato o no. Un referendum all'inizio sarebbe stato meglio. Slokar prima lo ha detto, io avrei fatto un referendum, così poi... Ma sa, allora, al di là della percorribilità tecnica dello strumento referendario, perché poi se si... Sì, è vero anche questo. Cioè, se si poteva fare lo avrebbero fatto, e se non è stato fatto evidentemente non c'era neanche poi questa solidità nell'utilizzare quello strumento. Però io credo molto nel mandato che gli elettori danno ai loro amministratori. Io credo che in un mandato non ci sia bisogno di invocare un referendum per decidere di un'opera pubblica. Credo che le maggioranze consigliari e le giunte che sono espresse da quelle maggioranze consigliari siano dotate di sufficienza autorevolezza e potere per decidere di portare avanti un'opera pubblica nell'interesse della collettività. Per cui io diciamo, sono un po' scettico sul fatto che il referendum sarebbe stato risolutivo. Credo che diversamente sarebbe stato necessario qualche altra cosa in più, cioè maggiore autorevolezza, maggior coerenza, maggior serenità nel leggere questa come un'opera pubblica e non come una battaglia politica. Faccio ancora riferimento ad faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Slokar. È possibile, come dire, perché quelli favorevoli non si sentono poco? È molto probabile che ce ne siano, è molto probabile che ce ne siano anche parecchi, per dire la verità, no? Perché però non c'è stata da parte loro come posso dire, una serie di prese di posizione anche piuttosto evidenti e così? Ma le do la mia opinione, che ovviamente non è un dato. La mia opinione è la seguente: credo che sia l'indole che caratterizza qualsiasi persona favorevole alle opere pubbliche in generale. Io a memoria non ho, ma non solo a Trieste, ma in giro un po' per la penisola, di comitati che scendono in strada a favore di un'opera pubblica. Solitamente chi è contro ha una capacità di mobilitazione, mi permetta di dire, un volume decisamente più alto di quello che può essere espresso da chi molto più, come dire, sommessamente ritiene di sostenere un'opera pubblica senza la necessità di manifestarlo in piazza. Per cui lì credo che sia una questione che non riguardi nello specifico l'Ovovia, ma in generale quello che è l'approccio dei cittadini alle opere pubbliche. E quando tutto ciò sarà storicizzato rimarrà rimarrà probabilmente anche nella piccola grande storia della città, no? Indipendentemente poi che la si faccia o che non la si faccia. Ma questo probabilmente sì, al netto del fatto che, mi lasci dire, siamo un paese che ha memoria molto corta anche su vicende ben più importanti, però è altrettanto vero che nell'immaginario collettivo poi determinate cose restano a livello spesso anche banalmente di ironia, di goliardia, che poi si protrae negli anni a memoria di quella che doveva essere l'Ovovia. Insomma, anche in questi mesi abbiamo visto una creatività enorme sul tema, per cui faccio fatica a pensare che si spegnerà anche quando lo toglieremo dal tavolo del dibattito politico. Sentiamo questa telefonata in linea. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Allora, facevo riferimento al commento del vostro ospite, no, riguardo
il fatto del referendum, il fatto che è uno strumento che, diciamo così, non dovrebbe essere usato quando si dà fiducia agli amministratori. Certo, c'è una certa verità su quello che ha detto, ma quello che è significativo è che molto spesso gli amministratori stessi controbattono e si contrastano uno con l'altro, dove in effetti il cittadino che li ha votati evidentemente non si fida più, per cui ha bisogno di trovare una situazione esterna che dia una risposta precisa, chiara, dove colui che si schiera dalla parte dall'altra ha il suo risultato. Vediamo l'esempio anche del Ponte di Messina, cioè il Ponte di Messina è stato imposto senza avere una chiara, diciamo così, una chiara delineazione del progetto. Costa 15 miliardi, indipendentemente dal fatto che lo proponga Salvini o questo o quest'altro. È un'opera che non ha significato a livello proprio produttivo, perché abbiamo delle necessità più precise, penso in Italia, che riguardano l'istruzione, che riguardano la scuola, le scuole cadono a pezzi, che riguardano poi tutti gli aspetti chiaramente della sicurezza. Per cui il referendum diventa uno strumento che ha la sua significatività quando in effetti ci sono dei contrasti a livello politico da pollaio, diciamo così, che coinvolge i vari esponenti politici. Ecco, questo diciamo per concludere. Grazie, buongiorno. Grazie. Facciamo così, dopo la pubblicità approfondiamo anche questo spunto. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Allora, la telefonata con la quale ci eravamo lasciati prima della pubblicità parlava appunto dell'utilizzo dei referendum, insomma. Prego. Sì, diceva molti concetti condivisibili. Volevo specificare che lo strumento referendario nel caso dell'Ovovia era ancor prima che inopportuno dal mio punto di vista sotto un profilo politico, non era percorribile perché credo, vado a memoria, lo statuto del Comune di Trieste preveda tematiche ben precise per poter indire un referendum. Sembra che c'era qualcosa. E all'epoca credo non rientrasse nell'ambito delle materie su cui si poteva indire un referendum comunale. Dopodiché concordo sicuramente su un punto. Oggi ha citato il ponte sullo stretto, ma ne potremmo citare numerose altre. Le priorità sentite dai cittadini sono ben altre e sono ben distanti da quelle dettate anche in termini infrastrutturali dalla politica. In quel caso denotava la improbabile sostenibilità dell'opera. Dico che lì i poteri sostitutivi, tra virgolette, della politica non saranno tanto i referendum, ma eventualmente, come in parte già avvenuto, quelli previsti dalla norma e dagli organi di controllo che di volta in volta stabiliranno se c'è una sostenibilità finanziaria oppure no dell'opera pubblica. E quindi dico che nei casi in cui, come si rilevava, i cittadini dovessero essere contrari ad un'opera per ragioni obiettive, quelle ragioni obiettive, come in parte è avvenuto, se vogliamo, anche per l'Ovovia, verranno rilevati da organismi che, in questo caso un tribunale amministrativo, ancor prima dall'Unione Europea, ove non si rintracciassero i requisiti richiesti per portare avanti un'opera pubblica. Allora, in vista delle prossime elezioni amministrative, alla luce dei nomi che iniziano a circolare sui candidati a sindaco da parte di entrambi gli schieramenti, cosa ne pensa della società civile prestata alla politica? Bella domanda. Guardi, io penso questo. Penso che la società civile per molto tempo sia stata, come dire, un totem a cui rivolgersi ogni qualvolta ritenevamo la politica non più capace e autosufficiente per fare il suo mestiere. E la storia anche recente ci insegna che non sempre questi esperimenti funzionano, in particolare quando leggiamo l'impegno della cosiddetta società civile, di coloro che si sentono di volta in volta prestati alla politica.
di storie anche in questa città di imprenditori prestati alla politica che poi passano più o meno gli stessi anni che hanno fatto da imprenditore in politica, penso al nostro primo cittadino, ci dicono che poi questo sia un concetto difficilmente garantito nel tempo, di avvocati del popolo che dovevano sbrigare qualche faccenda e poi tornare ai loro mestieri, e ne conosciamo altrettanti. Per cui la prima cosa che mi viene da dire è di iniziare a guardare le cose con un po' più di distacco e a non investire la società civile di compiti che non necessariamente deve avere. Sì. Dopodiché concordo su un punto: la società civile ha espresso anche persone di notevole statura che alla politica sono state in grado di dare tanto e di contribuire anche in maniera determinante. Ciò che va indubbiamente sottolineato è che oggi come oggi ciò che è richiesto a chi si impegna in politica, che abbia una storia politica alle spalle o che decida, forte di una propria esperienza professionale, forte di una propria storia imprenditoriale, di impegnarsi in prima persona in politica, di far diventare quell'impegno in favore dei cittadini una priorità e l'impegno esclusivo della sua quotidianità. Ripeto, il concetto di politici a tempo parziale, un po' politici, un po' imprenditori, un po' politici, un po' professionisti, è una formula che non funziona assolutamente. E da questo punto di vista mi lasci così, come dire, fare qualche riferimento in più anche forse per accontentare chi ci scrive rispetto al nostro contesto locale. Io ho letto con molto favore, per esempio, la dichiarazione che un illustre imprenditore cittadino, Enrico Samera, ha fatto nei confronti della richiesta specifica di un suo impegno in politica. L'ho trovato molto responsabile, non dare una disponibilità come dire, generica, ma giustamente subordinarla alla capacità di mantenere e di poter fare quel tipo e di poter portare avanti quel tipo di impegno, perché secondo me oggi quella è la chiave. Chiunque voglia effettivamente contribuire alla gestione della cosa pubblica, da candidato sindaco oppure no, lo deve fare responsabilmente, con la consapevolezza che quell'impegno diventa una priorità assoluta che chiaramente viene messa davanti a quello che uno ha come imprenditore. Questa cosa spesso non è accaduta e molto spesso noi abbiamo persone che si candidano ai ruoli più svariati con la convinzione che la gestione della cosa pubblica possa essere improvvisata. È qualcosa di molto importante e chi sicuramente ha storie imprenditoriali importanti alle spalle lo sa meglio degli altri, ed è il motivo per cui quando si pone di fronte all'impegno ha la responsabilità di classificarlo e di qualificarlo correttamente. Per completare, c'è un dato che non riguarda l'Italia ma riguarda la Gran Bretagna, quando non mi ricordo in quali anni, credo forse nel 92 se non mi sbaglio, l'attrice Glenda Jackson si candidò al Parlamento di Londra, venne eletta e per tutta la durata del suo mandato parlamentare, che poi venne rinnovato, mi pare che per 25 anni, non recitò, benché avrebbe potuto farlo anche a teatro senza spostarsi da Londra, proprio perché si impegnò direttamente in politica, e poi quando ritornò a recitare vinse nuovamente tutti i premi che poteva vincere. Però quello fu un momento di grande di assunzione di responsabilità. È appunto un esempio virtuoso di come correttamente dovrebbe essere interpretato l'impegno. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? All'ospite una domanda. Prego. Lui ha detto che appunto il politico deve favorire il cittadino, cioè far in modo che il cittadino viva il meglio possibile. Noi adesso siamo in una situazione molto chiara. Stiamo vivendo da 30 anni in un sistema liberale globalista, mentre il periodo precedente eravamo in un sistema in cui lo Stato partecipava all'economia, era un'economia sociale in qualche maniera. Quell'economia ci ha portato a dei vertici di benessere mai raggiunti in Italia da sempre. Questa economia ci ha portato al disastro, un disastro mai così grande da sempre. Allora il politico, che come lei ha detto deve portare il benessere del cittadino, deve scegliere e deve capire
cosa fare? Qualsiasi persona di fronte a questo dilemma, prima una situazione, adesso un'altra, penso che sceglierebbe immediatamente di ritornare a quella che era l'economia di prima. Perché invece questo non si fa? Il suo partito è un partito liberale, cioè che mantiene questo tipo di politica che per l'Italia è disastrosa, è stata ed è disastrosa. Allora mi dica lei cosa fa il politico per il benessere del cittadino? Grazie. Prego. Anche questa domanda facile, cosa fa il politico per il cittadino, però la inquadro perché credo di aver colto quale fosse un po' l'essenza della domanda, cioè la scelta fra un'economia di libero mercato e una che è stata definita sociale, barra credo statalista, perché poi quelli sono diciamo i due fronti. Io credo che i disastri di cui parlava il telespettatore oggi non siano determinati tanto dalle economie di libero mercato e dagli stati liberali, quanto molto spesso dall'incapacità delle classi politiche chiamate a governare i fenomeni di cambiamento che stiamo attraversando, dalla loro incapacità di gestirli adeguatamente, con competenza e con la possibilità di confrontarsi con questi cambiamenti adottando misure che tutelassero gli interessi generali, che tutelassero gli interessi dell'economia, del territorio, e questo mi lasci dire non dipende dal libero mercato, ma ripeto dalla capacità o meno che classi politiche hanno di governare i fenomeni. Il ritorno ad un'economia statalista non potrebbe rappresentare una risposta all'interno di quelli che sono oggi i rapporti che regolano l'economia a livello globale, perché ci farebbero tornare indietro e ci porrebbero fuori da un contesto e metterebbero sicuramente in discussione la tenuta sociale ed economica del Paese molto più di quanto si possa immaginare. Per cui se dovessi rispondere alla domanda fatta, oggi il politico deve essere in grado di dare delle risposte tenuto conto del contesto in cui opera, senza rifugiarsi in nostalgie che oggi come oggi non troverebbero più alcuna risposta, alcuna capacità di dare risposte nell'odierno momento e stagione in cui ci troviamo. Mettiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno lei al suo ospite Nivea. Buongiorno. Allora, volevo dire al suo ospite, ha parlato degli avvocati del popolo, io parlo anche di magistrati del popolo che hanno fatto il disastro all'inizio degli anni 90, distruggendo i partiti, abbiamo visto anche dei suicidi ed altro nelle carceri, e poi si sono candidati, adesso sono spariti. Allora sto parlando proprio di Del Pietro. Sì, ho detto giusto? Sì. Beh, sì. Che cosa ne pensano? Che cosa volevo dire, quei due extracomunitari che hanno massacrato e derubato il rider a Roma l'altro giorno, e poi anche un funzionario, e penso che per questo si sia mosso tutto alla stazione Termini, no? E sono stati arrestati il giorno dopo dalla polizia perché identificati, poi subito dopo sono stati rilasciati pronti per massacrare altri, evidentemente. Calenda, se non sbaglio, è per la separazione delle carriere adesso col prossimo referendum. Volevo sapere qualcosa dall'ospite, che cosa ne pensa della separazione delle carriere. So che adesso arriveranno delle telefonate che mi daranno contro, ma io sono per il sì. Grazie. Allora, lo rispondiamo dopo la pubblicità. Va bene. Allora, abbiamo da rispondere alla signora Nivea che aveva toccato l'argomento del prossimo referendum sulla giustizia. Sì, la signora diceva bene, Azione a favore del sì a questo referendum e a favore del sì alla separazione delle carriere. Era parte del programma elettorale di Azione nel 2022 e quindi coerentemente sosteniamo una riforma che ci sembra giusta e che d'altro canto completa la riforma del giusto processo che è iniziata decisamente qualche anno fa.
In questo momento la campagna referendaria mi sembra sia animata come sempre da tanto tenore propagandistico. Sentiamo dire un po' di tutto, la volontà della politica di sottoporre il pubblico ministero al potere esecutivo, la violazione dei principi costituzionali, niente di più lontano dal vero, è qualcosa che introdurrà niente più che un adeguamento, lo chiamerei, rispetto a dei principi espressi già dalla riforma Vassalli, e quindi è qualcosa che questo Paese aspettava, che tra l'altro esiste in tutti gli altri paesi, la separazione dei due ruoli, in tutti gli altri paesi, che solo in Italia non c'è, per cui meno clamore. Certamente non è la riforma che salverà e cambierà la giustizia in questo Paese, che ha tanti altri problemi, ma è un pezzetto all'interno di un quadro che si spera negli anni possa poi portare effettivamente ad una riforma che abbrevi la durata dei processi, che faccia diminuire i costi indiretti che la giustizia lenta poi ha su sistemi economici come il nostro, ma questo è sicuramente un passaggio assolutamente condivisibile. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Allora, io volevo parlare appunto di questa separazione delle carriere, no? Cioè, non è questione di ideologizzare questa cosa, è una cosa che riguarda tutti, ma l'affermazione di Del Mastro mi ha convinta più che mai a votare no. Perché questa roba serve praticamente ai politici, e comunque la magistratura da tanti anni, non da adesso, da decenni, no anni, la magistratura ha delle carenze spaventose di personale, di tecnologia, di tutto. Di conseguenza e anche le leggi che sono state fatte dal Parlamento, ricordiamoci, sono i politici che fanno le leggi, non i giudici, sono state raffazzonate e aggiunte, non è che hanno sostituito quella legge no, ne hanno aggiunte altre, e quindi abbiamo qualche migliaio, non so quante migliaia di leggi, comma eccetera, che complicano il giudizio ai giudici e la vita ai cittadini, perché questo è il problema. Mancanza di spazi, la galera è piena. Le carceri sono piene, dovevano costruirle ancora negli anni 90, non è stato fatto niente. Dove li mettono? E ricordiamoci che ci sono state amnistie fatte sotto ogni governo proprio per svuotare le carceri, e molto spesso queste amnistie sono state, secondo me, il peggiore insulto verso la magistratura, verso le forze dell'ordine e verso la popolazione. Punto. Questo è il mio, quindi io voto no, perché così com'è posta la cosa mi convince a dire no. La politica non deve, cioè la politica, i politici non devono gestire la giustizia, ecco questo è, vabbè. In quanto riguarda l'economia sociale, cioè noi ormai cittadini non abbiamo più possibilità di scegliere quale tipo di economia, perché non esiste più l'economia sociale. Cioè qualunque cosa noi votiamo, ormai da decenni, anche questo, hanno tutto liberalizzato e poi abbiamo visto come va a finire, perché il privato non fa funzionare bene, per niente. Hanno creato un caos in tutti i campi, nella telefonia, nelle banche, dappertutto, anche nei contratti di lavoro. Quindi questo l'ha fatto anche la sinistra, il centro-sinistra. Di conseguenza noi cittadini, quando ci troviamo nell'urna, non abbiamo possibilità di scelta, perché non c'è un'alternativa a questa liberalizzazione selvaggia, perché tutto quanto, guardi, qualunque cosa uno scelga, se viene fatto bene, eticamente, con ragionamento e appunto al fine di migliorare la vita dei cittadini, qualunque scelta sarebbe quella giusta. Perché non ho detto che ci sia una via sola per andare a Roma, non so se mi spiego. Okay. Ecco, invece questo non viene fatto. E quindi noi cittadini andiamo lì, votiamo sempre meno, perché non abbiamo scelta. Questa è la mia opinione. Grazie. Buongiorno. Grazie signora Silvia, buona giornata. Prego, Governo. Ma no, una battuta: che non ci sia una sola via per arrivare a Roma, sono d'accordo con la telespettatrice, lo dice chi appartiene a un partito che non sta né con il centrodestra né con il centrosinistra, e quindi siamo assolutamente sostenitori di alternative
a quello che c'è oggi. Per entrare nel merito di quanto affermava, vado e provo ad andare per ordine. Voterà no al referendum, mi pare di aver compreso chiaramente, è una scelta più che legittima. Mi fa sorridere che sia stata rafforzata in questa decisione, perché non stento a credere che così sia, che la sua decisione sia stata rafforzata da una dichiarazione del sottosegretario Del Mastro, che confesso di non conoscere, ma non stento a credere, visto il tenore a cui solitamente si lascia andare, che possa aver detto qualcosa che possa giustamente aver indispettito la telespettatrice, perché su questo c'è da dire una cosa: è vero che in questo momento c'è un forte tasso propagandistico da parte del centro-sinistra o comunque di chi oggi si oppone a questo referendum, ma è altrettanto vero purtroppo che anche fra i promotori di questo referendum, in particolare nella componente politica di centrodestra, molto spesso vengano addotte motivazioni per far votare sì al referendum che con questo referendum e con gli effetti che questo referendum avrà sulla giustizia non hanno nulla a che vedere. Per cui posso solidarizzare con la signora nel manifestare la sua contrarietà e dissenso rispetto alle dichiarazioni del sottosegretario Del Mastro. Per quanto riguarda l'impossibilità per i cittadini di scegliere nelle urne, invece mi trovo totalmente in disaccordo. Oggi uno degli ultimi presidi di democrazia che abbiamo sono proprio le urne, è proprio la nostra possibilità di esprimere un voto. Il problema è che molto spesso l'elettore o è scoraggiato o si appiattisce sulle posizioni preconfezionate che ci sono. Cioè abbiamo il paradosso per cui da 20 anni ci lamentiamo delle cose che non vanno e continuiamo però a votare nello stesso modo, reiterando le stesse cose delle quali ci lamentiamo. Per cui davvero invito la signora Silvia, chi la pensa come lei, a considerare il voto non un qualcosa di scontato a cui partecipare senza crederci, ma qualcosa da valutare ogni volta come un gesto fondamentale anche e soprattutto per il benessere che la quotidianità di tutti noi richiederebbe di avere. Poi c'è il discorso sull'economia sociale che non esiste più. Ma sai, è un po' il discorso di prima, non è vero che l'economia sociale non esiste più, noi viviamo la nostra economia italiana, ma in generale quella europea, è un'economia che molto spesso vive e si sviluppa anche grazie all'intervento dello Stato, che non è più quello di una volta, non abbiamo più lo Stato imprenditore, ma abbiamo uno Stato che è capace di sostenere direttamente le imprese, indirettamente creando un quadro normativo favorevole allo sviluppo economico, indirettamente con la creazione di quelle infrastrutture di cui spesso siamo carenti ma che sono necessarie. L'intervento dello Stato oggi è rimodulato in maniera diversa, ma una componente sociale che sono d'accordo con la signora Silvia, va rivendicata e va difesa, esiste, ma come dicevo prima va anche saputa interpretare attraverso strumenti che siano adeguati a dare all'economia di mercato quella che si chiama un'anima che consenta di non vivere semplicemente di domanda e offerta. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno Bosassi, a lei e anche il segretario di Azione, ma io volevo chiederti una cosa, se posso permettermi di chiederti, ma scusa un attimo, tu stai dicendo che oggi quando si va a votare è una cosa democratica, ma una cosa democratica in che senso? Cioè io ti dico che le liste vengono stipulate dal segretario di un partito, mette dentro dei nomi e vengono eletti, allora io le chiedo a lei mi dica dove è stato eletto Rosato, nostro concittadino, dove è stato eletto Patuanelli e dove è stato eletto Menia. Dove sono stati eletti? Sono tutti tre triestini, uno Menia a Genova, Patuanelli a Napoli e Rosato a Napoli. Allora io cittadino, da chi vengo rappresentato? Se loro tre non sono stati eletti nei nostri collegi, i collegi che avevamo a Trieste, c'è soltanto uno di Fratelli d'Italia, perché anche la segretaria di Forza Italia, la Sabino, non è stata eletta perché non è stata messa nella lista, poi è stato dato l'incarico di viceministro. Allora come fai a dire che noi siamo rappresentanti di una cosa democratica? È una cosa di partito. I partiti, i segretari, prendono i suoi figli, i suoi fidati, li mettono in lista e vengono eletti. O a Trieste, o appunto, come ho fatto l'esempio, a Genova, o a Napoli, o a Caltanissetta. Okay. Non è una cosa democratica questa. La Costituzione parla, i cittadini hanno il diritto di scegliere il proprio rappresentante.
ma se io Trieste, i miei rappresentanti non vengono inseriti nella lista, come faccio a sceglierlo? Questo punto per quanto riguarda, diciamo, la parte delle elezioni e delle votazioni. Poi per quanto riguarda, diciamo, il referendum, ma si scusi un attimo, le leggi vengono proposte in Parlamento e in Senato, vengono approvate in Parlamento, in Senato, dopo 30 giorni, una volta che vengono approvate, vanno sulla Gazzetta Ufficiale, dalla Gazzetta Ufficiale vengono inseriti nel codice civile o nel codice penale. E i giudici, quando vanno a giudicare le persone, come ha detto prima la signora Nivea, non è che loro si inventano le cose, hanno i verbali dei carabinieri o della polizia o della Guardia di Finanza e in base a quei verbali vanno a giudicare le persone. È sbagliato dire che il giudice che fa? Il giudice legge le leggi prima del Parlamento approvate e poi dei rappresentanti di legge, in questo caso sono le forze dell'ordine, e condannano o assolvono una persona. Che poi lo assolvono perché non hanno posti per incarcerarlo, perché i carceri sono strapieni, è una cosa del governo questa, non è a carico al giudice. Ok, sentiamo la risposta. Sì, parto dalla coda della domanda perché è quella su cui mi trovo d'accordo, non ho mai, credo, affermato il contrario, probabilmente faceva riferimento a qualcun altro, i magistrati applicano e sono chiamati ad applicare le leggi che vengono fatte dal legislatore e questo è un dato obiettivo. Concordo che troppo spesso ci si lamenti dei magistrati come qualcuno che si inventa qualcosa. Io sono tra coloro che ritengono che i magistrati applicano le leggi, quando le applicano, le interpretano in maniera non conforme al dettato normativo. Viviamo in un sistema che prevede 3 gradi di giudizio e che sono sufficienti a garantire poi la corretta applicazione delle norme da parte dei magistrati, per cui su questo punto sono totalmente d'accordo. Quello su cui non mi trovo d'accordo è invece la prima parte della domanda, perché io non credo che il meccanismo democratico sia inficiato da una legge elettorale che prevede la formazione delle liste da parte delle segreterie di partito, perché le segreterie di partito sono a loro volta espressione di partiti all'interno dei quali quelle segreterie vengono elette da un confronto democratico interno ai partiti, che sono da questo punto di vista regolamentati e che quindi rappresentano un'espressione diversa ma altrettanto valida di democrazia. Chi vota per un deputato a Trieste, a Roma, a Genova, a Napoli, lo fa nella libertà di votare o no per quel partito che esprime quel deputato e quindi in alcun modo la democrazia viene alterata se il rappresentante che è chiamato a votare sul suo territorio non è nato in quel territorio. Faccio una battuta, da cittadino di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, sono ben contento che questa regione è in grado di esprimere una classe politica a destra e a sinistra che evidentemente è tale numericamente da non avere sufficiente possibilità di essere rappresentati in questa regione e che i partiti scelgono comunque di portare all'interno dell'assise principale che è il Parlamento, consentendogli l'elezione in territori dove, ripeto, non vengono calati dall'alto ma vengono eletti da cittadini che riconoscono in questi rappresentanti, pur non essendo nati nel loro territorio di riferimento, persone idonee a rappresentarli in Parlamento, per cui la democrazia non solo è alterata ma dal mio punto di vista viene rafforzata dalla consapevolezza con cui gli elettori sono chiamati a scegliere i loro rappresentanti. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sono Gino. Volevo fare solo una precisazione all'ospite che diceva che è il mercato che deve regolare l'economia. Ma le multinazionali che ormai hanno inondato il mercato non garantiscono più questo discorso. Le multinazionali hanno dei bilanci che sono superiori agli stati, quindi ci troviamo in una situazione che non è più una situazione definita liberale, perché questi qua vanno a finire che ci saranno solo 2 o 3 elementi potentissimi dal punto di vista economico che governeranno il mondo, ed è quello che Trump in questo momento su cui si sta scontrando. Per cui quello che ha detto lei che bisogna rimanere in questo clima economico è sbagliato, perché non è più neanche più questo, è tutta un'altra cosa. Grazie e buongiorno. Prego.
Grazie per la domanda, come si suol dire. Io concordo che ci sono delle manifestazioni in cui vi è uno squilibrio tra il ruolo portato avanti da multinazionali che hanno fatturato e potere di condizionamento delle scelte dei governi che sono sbilanciate rispetto alla capacità che la politica dimostra di poter governare i fenomeni. Ma a costo di essere ripetitivo ribadisco il concetto. Il problema non è il mercato e il libero mercato. Il problema non sono i disastri determinati o presunti tali determinati dal libero mercato e le ineguaglianze eventualmente generate dal libero mercato. Il problema è chi è chiamato a governare perché ha un ruolo politico i fenomeni e a far sì che il libero mercato non generi le diseguaglianze o i cosiddetti disastri a cui faceva riferimento il telespettatore. E questo, mi lasci dire, dipende sempre dalla qualità della classe politica che noi ci scegliamo. Finché continueremo a pensare che la politica, gli eletti siano un optional interscambiabile a seconda di quale maglietta indossino, noi continueremo a avere fenomeni come quelli da lei descritti, che non dipendono dal libero mercato, ma semplicemente dalla scarsa qualità di chi chiamiamo e di chi eleggiamo per governare quei fenomeni. Per cui più fiducia nelle democrazie, nelle liberal democrazie e nel libero mercato, più fiducia nella capacità della politica di governare i fenomeni e probabilmente vedrà che ci saranno molte meno diseguaglianze e molti meno disastri di quelli a cui abbiamo assistito in questi anni, che accadono, come lei giustamente faceva riferimento, quando il potere politico e gli Stati Uniti da questo punto di vista purtroppo in questo momento ne danno una rappresentazione plastica, pensano di piegarsi a quelle che sono le decisioni e le volontà prese da altri. Allora, qui c'è una mail un po' lunga, ma allora, in occasione delle comunali 2021, scrive il nostro telespettatore Luca, mi ero ripromesso di non andare più a votare se non alle europee, perché credo che l'Europa, pur nelle sue innumerevoli imperfezioni, sia l'unica cosa buona e valida che sia rimasta all'Italia. Poi però ho assistito al modo in cui l'opposizione triestina ha fatto l'opposizione, cioè trasformando il dibattito politico in una questione di tifo, una roba da stadio, una sorta di Lazio-Roma in servizio permanente. Pochi contenuti, tanta faziosità e un solo interesse, contrastare qualsiasi proposta della parte politica avversa. Allora mi sono detto che alle prossime elezioni comunali andrò a votare e voterò contro l'attuale opposizione, a prescindere dai programmi delle coalizioni in gioco. Purtroppo ho detto il nome, forse non avrei dovuto, ma insomma se si firma. Allora, voterò a destra anche se la destra proporrà la realizzazione di un ponte nel Golfo tra Trieste e Muggia. L'opposizione ha voluto trasformare la politica locale in una sorta di bar sport e sarà accontentata. Per quanto mi riguarda, le prossime comunali saranno solo un'occasione per contarsi. Ecco, diciamo che abbiamo la rappresentazione chiara di come chi diciamo così, critica le tifoserie e poi diventi il capo ultras, perché diciamo che affermare che voterà a destra, qualunque cosa farà la destra, anche dovesse fare dei disastri, dimostra come purtroppo il criterio con cui continuiamo ad andare a votare sia quello sbagliato, perché l'unico criterio che dovrebbe seguire chi va a votare, al di là delle sensibilità che poi ciascuno può avere, dovrebbe essere il merito delle questioni e la capacità che chi viene eletto ha di gestire le situazioni. Quindi leggere e ascoltare messaggi di questo tipo è francamente scoraggiante, perché posso anche concordare sul fatto che spesso la politica dia uno spettacolo di sé tale da allontanare e tale da far cadere le speranze anche ai più speranzosi, però la conclusione e la soluzione scelta non mi sembra sia delle migliori, anzi serve semplicemente a contribuire a peggiorare il problema, per cui spero che fino alle prossime elezioni il telespettatore avrà modo di ricredersi e di cambiare orientamento non tanto sul voto ma sulle motivazioni per cui si va a votare. Prossima telefonata, buongiorno. Franco, allora 2 o 3 cosette. La prima situazione è quella che è la più drammatica, è quello del crollo produttivo del paese, e andiamo a vedere quello che riguarda Trieste, eravamo sempre in una situazione critica, adesso abbiamo raggiunto il 6% di produttività a Trieste. Non capisco dunque il crollo produttivo deve essere è il pilastro di un paese. Via questo, all'altra parte, se parliamo di quello che riguarda il valore del portafoglio del cittadino,
al di fuori di quello che sono le multinazionali, la globalizzazione, però dobbiamo anche mettere in atto il fatto delle tasse, che siamo arrivati a una quantità di tasse, il 42 qualcosa per cento di quello che riguarda le tasse su tutto quello che riguarda anche la nostra paga. Io voglio fare un gioco con l'ospite. Allora, mettiamo caso che oggi una persona con una famiglia, va bene, perché ormai le paghe vanno su 1.500-1.400 euro, come se lui avrebbe 1.400, non so la sua paga, però facciamo un gioco, 1.400-1.500 euro, se riesce a portare a termine la mesata con la paga. Buona giornata e arrivederci. Okay. Grazie, spero di aver colto tutti i passaggi perché in qualche fase mi sfuggiva qualche parola, per cui chiedo scusa in anticipo se dovesse essermi perso qualcosa. Per stare al gioco, ha toccato uno dei punti più dolenti che il gioco non è purtroppo, ovvero la incapacità delle attuali retribuzioni medie di potersi calare in una realtà dove l'inflazione di fatto divora quotidianamente il potere d'acquisto, lo riduce anche a fronte di quelli che sono i tentativi di adeguamento con cui la contrattazione collettiva prova a rincorrere un fenomeno che però continua a essere totalmente inadeguatamente fronteggiato dalle misure che vengono di volta in volta proposte e che sono dei tamponi spesso peggiori del male a cui vorrebbero rimediare, per cui oggi in Italia, toccava la politica fiscale, spesso si deve aver timore di avere uno scatto, un aumento in più perché rischia che le misure contributive o decontributive che avrebbero dovuto favorire, diciamo così, una crescita dei redditi finiscono per essere totalmente divorate, per cui c'è indubbiamente un problema che deve essere affrontato però non solo da un punto di vista delle buste paga, ma più in generale dalla capacità del sistema di generare quella produttività che renda per le imprese conveniente far crescere le retribuzioni dei propri dipendenti e parallelamente un'azione dello Stato che individui misure realmente efficaci e capaci di restituire potere d'acquisto ai cittadini e alle famiglie. Sul crollo della produttività nella nostra città, credo intendesse dire della capacità del sistema industriale cittadino, anche lì siamo di fronte a un fenomeno che è stato messo da parte in questi anni, ci siamo concentrati, lo abbiamo visto prima, su battaglie che chiaramente non rappresentavano una priorità per la quotidianità e dall'altra abbiamo individuato nel turismo l'unico motore capace di generare ricchezza per questa città, dimenticandoci che la tenuta economica e la capacità di generare e di attrarre investimenti e di farli crescere deriva sempre dalla capacità di un territorio di fare impresa, di fare industria. Spesso e volentieri nel bene e nel male quello che si è determinato attorno a questo comparto della vita cittadina è apparso casuale, è apparso non gestito dalla politica, ripeto, nel male delle crisi occupazionali che in questi mesi abbiamo avuto, nel bene quando su questo territorio sono arrivati investimenti importanti che hanno creato occupazione e sviluppo. Raramente c'è stata la sensazione che fossero fenomeni adeguatamente presidiati dalla politica. Ne cito uno a caso che era oggi sulla stampa e che riguarda i traffici portuali. Sì. Ieri salutavamo negativamente un 2025 che ha registrato un calo notevole nel traffico container, oggi salutiamo il ritorno delle navi transatlantiche che in prospettiva faranno tornare a crescere presumibilmente di molto i traffici portuali, evento che onestamente si fa fatica a ricondurre alle scelte istituzionali e che come al solito sono determinate da dinamiche di mercato. L'auspicio è che ci sia in futuro più istituzioni capaci di confrontarsi e di gestire adeguatamente fenomeni che hanno, come diceva il telespettatore, poi un impatto notevole sulla vita reale dei cittadini. Allora, chiudiamo questa puntata di Sveglia Trieste. Una telespettatrice le fa i complimenti per la preparazione e la capacità di spiegare e di illustrare le argomentazioni in modo semplice e chiaro. Ringrazio di cuore, grazie. Allora, io vi ricordo anche quelli che sono gli ospiti della puntata di Ring, in onda questa sera attorno alle 21:10. Prima c'è un'intervista con il sindaco di Piazza,
Poi Laura Famulari del Partito Democratico, Lorenzo Giorgi di Forza Italia, Roberto Cason di Idea Giuliana e Daniela Rossetti di Azione. Vi ricordo anche l'appuntamento delle 17.55 con Trieste in diretta e quello delle 13 con l'anteprima del telegiornale delle 13.20, quello con il telegiornale delle 13.20 e quello con il telegiornale della sera delle 19.30. Mi pare che ho detto tutto quanto, quindi possiamo salutarci, darvi appuntamento con Sveglia Trieste a domani alle 7. Grazie ancora Governo, grazie, buona giornata a tutti. A Slocar e a tutti quelli che hanno telefonato e inviato le mail. Buona giornata a tutti e arrivederci.